Amici sportivi tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati per la Sport Aliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Partita molto sentita da entrambe le formazioni. Stefano Turut nel presentarla ha detto appunto dobbiamo avere un impatto importante, per cui sarà molto importante come inizierà la partita la Reyer, ma anche dopo l'intervallo il terzo quarto potrebbe essere decisivo. È importante cercare di limitare appunto dei momenti un po' di buio, come li ha definiti lui, che ogni tanto caratterizzano le prestazioni della Reyer. Per De Raffaele ovviamente è una partita difficile, Trento è una squadra molto atletica, molto fisica, e quindi sarà importante soprattutto anche la lotta a rimbalzi e il controllo delle palle vaganti. Per quanto riguarda Buscaglia invece ha parlato di 40 minuti di concentrazione totale, ovvero non si può abbassare la guardia contro la Reyer e di prendere dei rischi ma con intelligenza. A proposito di controllo rimbalzi, nella scelta delle rotazioni degli stranieri è stato scelto Widmar che parte in quintetto assieme a Day, Bramos, Stone e Daines, come abbiamo visto nella grafica in precedenza. Fuori dunque Deron Washington, fuori anche Marco Giuri che ha un problema alla caviglia comunque in via di risolvimento, diciamo così. Si sta risolvendo il problema alla caviglia, riportato questo infortunio prima dell'ultima trasferta che ha visto l'ennesima vittoria lontano dal Taliercio dell'Umana Reyer, in questo caso a Pesaro, un campo piuttosto ostico per quel che riguarda anche la storia dei confronti tra l'Umana Reyer e la VL Pesaro. Umana Reyer che ha allungato in classifica, è la penultima partita di questo turno, c'era poi il posticipo tra Brindisi e Pistoia. Delle squadre che seguono hanno vinto sia Cremona che Avellino, poi ovviamente vedremo Brindisi cosa farà con Pistoia. l'Umana Reyer resterà sicuramente seconda, ma deve cercare di allungare perché in queste prime giornate del girone di ritorno ha preso un leggero margine di vantaggio. Maglia bianca per la Dolomiti Energia, maglia oro granata per l'Umana Reyer, salta Austin Day e anticipa Dustin Oak per il primo possesso della partita nelle mani di Julian Stone, marcato da Marble. Si fa vedere Day, ha di fronte Gomez, Bramos marcato da Forrai. Strana questa marcatura da parte di Buscaglia. Stone con Kraft arriva all'aiuto con Widmar, il blocco, lo scarico in angolo per Marquez-Heinz, 5 secondi per l'azione di tiro, accelera Marquez-Heinz che vede un varco, la difesa di Marble, la rimessa è per l'Umana Reyer, anzi no, è per Trento, anche se l'Umana Reyer avrebbe avuto soltanto 1 secondo e 3 a disposizione sul cronometro per effettuare il tiro. Non va a segno, non arriva nemmeno un tiro per l'Umana Reyer. Ti vedo scuotere la testa, Andrea. Sì, questa mazzata o ha preso la mano o ha preso la palla, e se ha preso la palla è rimessa dell'Umana a mio avviso. E credo che il metro arbitrale sarà uno dei temi su cui torneremo più volte nel corso della nostra telecronaca. Intanto 0-0 con l'attacco di Trento nelle mani di Marble, marcato da Bramos. Sul perimetro Kraft che si prende il tiro in faccia, Julian Stone. Kraft mette il primo canestro della partita, canestro da 2 punti e vantaggio per Trento. Umana Reyer che adesso va dall'altra parte con Julian Stone, l'aiuto di Widmar, ancora Stone con il palleggio servito a Widmar, chiaro il mismatch su Og, va su Widmar, scarica dall'angolo, la tripla a segno! Chi è questo? Questo è il miglior tiratore del tiro da 3 della Serie A. Sicuramente quest'anno che ha meno compiti un po' fuori ruolo, ovvero non giocare da 4, Bramo sta facendo vedere quello che sa fare. Gomez però risponde e anche lui da 3 punti. Anche lui sa tirare da 3 punti forse, no? E comunque 5-3 il punteggio. Con l'Umana Reyer in possesso di palla con Julian Stone, l'uscita di Day, la palla viene servita ancora a Widmar che ha molti più centimetri di Dustin Hogg, prova a farsi largo Gasper Widmar, penetra, scarica Marquez-Heinz, il blocco su Kraft, il cambio difensivo accettato da Trento, ancora Bramos, la palla non entra ma c'è il rimbalzo offensivo di Widmar che segna, e in questo caso forse anche qui con un fallo da parte di Gomez che non viene fischiato. In ogni caso il canestro di Widmar c'è ed è parità a quota 5 sul tabellone del Taliercio. Kraft per Gomes, si fa vedere Marble, poi Kraft, il blocco di Og che va al pick and roll ma viene servito ancora sul perimetro Marble e infrazione di passi. Ecco la difesa dell'Umana Reyer, una delle chiavi, lo abbiamo detto tantissime volte Andrea. Sì, diciamo che l'Umana prende forza dalla propria difesa sia perché appunto riesce a contenere l'attacco avversario, ma spesso anche perché poi riesce a muoversi in velocità e trovare facili contropiedi. Qui non riesce a servire. Ed ecco il fallo di Forrai che si scusa subito dell'infrazione, il primo fallo della partita, ripetiamo finora un metro arbitrale
scusate, abbastanza permissivo sui contatti, ma qui giustamente è andato via sul primo passo Bramos a Forrai, abbassa la sbarra la difesa di Trento. Continuano a restare questi accoppiamenti spaiati tra Trento e Humana Reyer, perché c'è sempre Forrai su Bramos, dall'altra parte Bramos marca Marble, intanto il servizio per Austin Day e c'è il fallo in attacco, il blocco in movimento. È subito bello il gesto di Widmar che fa il pollice su agli arbitri. Sì, in effetti era piuttosto evidente, l'abbiamo visto. Poi lui è un giocatore veramente sì, ma anche di peso, per cui quando fa queste infrazioni sono abbastanza evidenti. Og va a attaccare proprio su Widmar, alza la parabola, Og arriva all'errore, si lamenta Og per un contatto, ma ripetiamo per ora questo è il metro arbitrale sui contatti vicino a canestro. Il blocco di Widmar per Stone che passa ancora sopra il blocco marcato da Kraft, bravo Kraft in difesa, lo scarico per Bramos, poi Austin Day 8 secondi, Marble abbassa la sbarra, poi viene aggredito letteralmente Og ed ecco il pubblico del taglietto. C'è un qualche filino di ruggine con questo giocatore. Sì, diciamo che nelle precedenti sfide c'è stata molta fisicità, spesso anche qui poi anche Marble aveva compiuto fallo, gli aveva trattenuto la mano senza palla e quindi tra l'altro Og quando vinse Trento in semifinale diciamo ebbe un atteggiamento non proprio simpatico contro i tifosi Granata, che ovviamente non se lo sono dimenticati. È un atteggiamento non propriamente delicato nei confronti di Michael Bramos, che praticamente fu messo letteralmente KO da una giocata molto al limite, definiamola così, ma questa è una partita nuova e quindi seguiamo questa con Julian Stone che prova la tripla, la sbaglia, Kraft va su con l'ascensore, recupera il rimbalzo e la transizione è per Trento, punteggio fermo su 5 pari dopo 3 minuti. Marble batte abbastanza facilmente Marquez Haynes e di nuovo vantaggio per Trento con il canestro di Marble, giocatore decisamente dotato dal punto di vista tecnico, il numero 1 di Trento che riporta avanti la Dolomiti Energia. Marquez Haynes vuole rifarsi e si rifà, e come? Con gli interessi, perché l'Humana Reyer è avanti nel punteggio con la tripla di Marquez Haynes. 8-7 per l'Humana Reyer, è stato fermo a lungo su 5 pari, il punteggio adesso c'è l'allungo da parte dell'Humana Reyer, anche se subito risponde Marble e subito risponde col canestro. Sì, tra l'altro l'Humana è la squadra in testa alla classifica di squadra appunto nel tiro da 3, considerando tra l'altro che ne tira davvero tanti, per cui il tiro da 3 è veramente un a Pesaro ha vinto così, diciamo così. Sì, ed è importantissimo per la squadra qui scarica malamente Marquez Haynes, corre Gomez e schiaccia dopo il tentativo di recupero da parte di Austin Day. E per la prima volta una squadra a 2 possessi di vantaggio, si tratta della Dolomiti Energia che dopo il vantaggio firmato da Marquez Haynes infila questo 5-0 per il vantaggio Dolomiti. L'attacco di Julian Stone chiude il palleggio, si lamenta per lo scarso movimento dei compagni. Bramos nuovamente per Stone, ma sono solo 7 i secondi per azione di tiro dell'Humana Reyer. Julian Stone danza di fronte a Gomez, poi step back e tiro. Julian Stone l'errore, ma c'è l'anticipo da parte di Widmar e un fallo clamoroso non fischiato a Forrai. Vorrei rivedere il replay perché ripetiamo, sportellate ok, ma questo è un intervento con la mano chiaramente, e c'è il recupero di Bramos almeno per un attimo. Torniamo a seguire la partita, un duello rusticano. Qui c'è il fallo di Austin Day, questo fischio ci sta assolutamente, ma vediamo se si fanno rivedere. Comunque Andrea, vorrei intanto una tua valutazione prima dell'eventuale replay. No, fammi vedere questa azione. Ce l'avevamo qui sotto è venuto per quello, mentre qui rivediamo Stone che fa andare per le terre Marble con il suo palleggio incrociato. Diciamo appunto, te l'ho chiesto perché eravamo proprio qui davanti. Attenzione a Forrai alla tripla, ancora segno. Trento sta tirando ottimamente dall'arco e trova il canestro che gli permette di allungare il parziale anche a 8-0 dopo il primo vantaggio dell'Humana Reyer nella partita, o meglio secondo dopo la tripla di Michael Bramos. Trento adesso è più 7 e l'Humana Reyer fa circolare il pallone perimetralmente, si fa vedere ancora Widmar, l'aiuto di Forrai, ancora una difesa molto al limite. Ecco, questo potrebbe starci nel giudizio. Intanto dall'altra parte c'è il sottomano di Kraft e l'ovvio time out da parte degli arbitri. Completo il commento: questo può essere un fallo che io avrei fischiato, ma questo è un altro discorso che può starci in un metro arbitrale, quello di prima di Forrai con la sbarra abbassata su Widmar, no, secondo me ecco, no, questa è questo è quello, sì, esatto, questo ci può stare. Sì, diciamo che questo può essere un contatto appunto ammissibile, l'altro no, e soprattutto anche in questo caso si sta instaurando, come dire, un metro
che potrebbe essere molto pericoloso, perché se non vengono fischiati questi falli è abbastanza possibile che poi la partita finisca in bagarre, perché a quel punto e in ogni caso è un tipo di metro arbitrale che favorisce il tipo di gioco di Trento. Deve essere intelligente Romana Reyer a non farsi travolgere mentalmente, soprattutto in questo tipo di gioco, ripeto, che ha portato Trento a centrare due finali, possiamo dirlo. È questo il gioco di Buscaglia. Chiaramente ci sono diversi metri arbitrali possibili, questo potrebbe favorire Trento. Intanto entra Flaccadori per Trento, per l'Umana Reyer dal time out. Invece il quintetto è lo stesso con quale essere andati al time out chiamato da coach De Raffaele. Fuori Forrai per la Dolomiti Energia, dentro Flaccadori, e i volti sono sempre quelli. L'unico che non c'era in quella finale in questo momento è Devin Marble per quel che riguarda la Dolomiti Energia, che ha quasi la doppia cifra di vantaggio con un parziale aperto di 10-0. Marquez Haynes, il pallone per Austin Day, marcato da Dustin Hogg, si prende il tiro in fronte a Dog, chiede un tocco e ancora una volta ti vedo squadra la testa, Andrea, perché anch'io ho seri dubbi sulla decisione di non fischiare fallo. Flaccadori danza, scarica per Marble, pronti a entrare De Nicolao e Watt, ma Trento può prolungare la striscia positiva, ci prova Marble, fuori ritmo l'errore, il rimbalzo di Marquez Haynes, votato dal pubblico del Tagliaccio come miglior giocatore del mese di gennaio. L'accelerazione di Haynes, lo scarico intercettato da Kraft, e qui Haynes ha un po' esagerato nella penetrazione, anche se è un po' fermo l'attacco dell'Umana Reyer in certi frangenti. Pronto Pascolo anche per Trento sul turno di cambio, attenzione a Beto Gomez, sbaglia la tripla ma si addormentano Bramos e Stone, arriva Marble, sbaglia, poi si contrastano Bramos e Stone, momento di grande confusione mentale per Umana Reyer. Sì, soprattutto di poca reattività, perché si è lasciato tranquillamente prendere l'imbalzo in attacco a Trento, e anche poi su questa palla vagante sicuramente è arrivato con più aggressività il giocatore bianco-nero. Come avevi preannunciato, entrano De Nicolao e Watt al posto di Stone, e Widmar dall'altra parte. Pascolo ha preso il posto di Marble. Trento che rimane avanti di 9 con la palla in mano, servito Dustin Hogg, marcato da Watt. I due si conoscono, va su Hogg, sbaglia però allo scadere dei 24. Il rimbalzo è di Austin Day. Il Manarei deve ritrovare la confidenza con il canestro, quelle amnesie di cui parlava Tonute, che tu citavi in avvio. Attenzione adesso il fischio di Dada Pascolo per marcare Mitchell Watt. Vedremo se è un cambio di metro arbitrale. Intanto Jovanovic, se non vado errato, sì, Jovanovic al posto di Hogg. Sì, tra l'altro Watt sicuramente ha meno peso di Widmar, però è un giocatore di grande classe, l'abbiamo visto prima tenere benissimo Hogg, e può darci anche una dimensione maggiore in attacco. Sono 5 i falli fischiati in primi 7 minuti di gioco, che vedono la Dolomiti Energia avanti di 9, 8-17. L'attacco di Andrea De Nicolao, sbaglia il sottomano, arriva Pascolo, recupera il pallone, ancora ferma a quegli 8 punti l'Umana Reyer. Sono trascorsi quasi 4 minuti dalla tripla messa a segno da Marquez Haynes. Pronto ad entrare Stefano Tonut per gli Oro Granata, l'uscita di Daycraft, scarica per Jovanovic che il tiro ce l'ha ma sbaglia la tripla, poi taglia fuori di Watt su Pascolo. E il fischio credo che vada a punire, sì, Mitchell Watt. Siamo dall'altra parte qui, non mi permetto di giudicare. No, qui può starci, vedevamo Day armeggiare, sappiamo che è un giocatore, sì, probabilmente gli ha dato la spinta col braccio sinistro. Day è anche uno che, diciamo, è frequentemente beccato con il tecnico, ma ce l'aveva in realtà con un suo compagno di squadra. Terzo fallo di squadra per l'Umana Reyer, così come ne ha 3 Trento, mentre Jovanovic va su e sbaglia clamorosamente dopo essersi fatto ben largo. Poi recupera palla a Pascolo su uno scarico troppo leggero di Watt, sbaglia anche Flaccadori, si sta sbagliando molto sulle palle vaganti, è più reattiva Trento. Kraft, lo scarico per Pascolo, ancora nelle mani del playmaker ex Monaco, il tiro di Kraft, l'errore, e poi il fallo di Stefano Tonut con, diciamo che Gomez l'ha fatto vedere molto molto bene. Sì, anche qui è difficile commentare appunto perché sono dall'altra parte, però sì, stiamo subendo la fisicità e l'atleticità di Trento. Sì, qui sembrava che avessero sparato. Esatto. Però appunto questa reattività a rimbalzo sicuramente sta premiando in questo momento più Trento di Venezia, e queste seconde, in questo caso anche terze occasioni, possono essere davvero pesanti.
e Trento rimane sempre più 9 perché il punteggio è sempre 8-17. Flaccadori, l'accelerazione e la stoppata di Watt, e anche qui secondo me c'era tanto cuoio sotto la mano di Mitchell Watt, invece c'è il secondo fallo di Watt. Lumana Reyer era arrivata al bonus in precedenza. Flaccadori a disposizione, rivediamo ancora il replay, e forse era più sul palleggio che sul con tiro. il corpo che con la mano. Sì, questo è un peccato perché appunto Watt stava dando un buon apporto soprattutto in difesa, e i due falli costringono De Raffaele a farlo rientrare in Flaccadori panchina. tanto sbaglia tiro libero però. Trento ha tirato, dopo le statistiche ce le darai tu ovviamente nell'intervallo, ha tirato tantissimo da 3 punti in questa partita. E vediamo intanto Flaccadori segna il secondo ed arriva la doppia cifra di vantaggio per Trento. Trento ha costruito sulle triple il suo vantaggio, ma adesso sta tirando tanto da 3 punti e sbagliando altrettanto. Però nel frattempo il parziale è diventato 0-11 per la Dolomiti. Biliga! Ed eccolo il canestro che aspettavamo da oltre 4 minuti. Non è una schiacciata, Biliga forse avrebbe voluto addirittura inchiodare dentro il cesto. Arriva comunque il canestro della doppia cifra di squadra per Lumana Reyer. Flaccadori con De Nicolao che è scivolato, l'accelerazione di Flaccadori e ancora un fischio arbitrale che adesso si arrabbia coach Walter De Raffaele e ha pienamente ragione. Vediamo il fallo di Andrea De Nicolao, che vediamo ancora il replay, abbiamo la possibilità di vederlo, ha preso solo palla. Sì. Soprattutto dopo quanto si era visto da questa parte, qualche dubbio sicuramente lo nutriamo, però questa è la situazione, e tra l'altro con un tipo di difesa così in realtà la Reyer ha esaurito il bonus e Trento invece ancora no. E per fortuna che Flaccadori sta sbagliando i tiri liberi, perché già al secondo errore su 3 tentativi, l'altra volta ha fatto 1 su 2 e comunque la striscia rimane aperta per Trento nonostante lo 0 su 2 di Flaccadori. Poi si contrastano a rimbalzo Day e Biliga. Ancora una volta c'è poca reattività da parte dell'Umana Reyer neanche nel chiamarsi i cambi tra tra lunghi a rimbalzo oppure in difesa. Qui è Bramos che quanto a difesa non ha nulla da chiedere a nessuno, e la rimessa rimane per Trento, ma un bel anticipo su Marble che è rientrato in campo al posto di Gomes. La rimessa di Flaccadori che trova sotto Pascolo. Guardate ancora Bramos come riesce a contenere un giocatore decisamente più fisico, ma alla fine Pascolo fa valere la sua qualità e riporta a più 10. Trento 10-20, doppiata l'Umana Reyer. De Nicolao penetra, cerca il tiro, arriva l'errore, rimbalzo di Jovanovic, 1-22, solo 10 punti segnati dall'Umana Reyer. Flaccadori per Forrai, pronto ad entrare Mazzola, probabilmente al posto di Austin Day. Attenzione a Flaccadori che si prende la tripla, la sbaglia, il tagliafuori di Biliga, ma nessuno segue a rimbalzo. Così un'altra palla è nelle mani delle maglie bianche della Dolomiti Energia con Pascolo marcato da Day. Accelerazione di Pascolo, è il momento di Pascolo e Trento è al massimo vantaggio 10-22, più 12, più che doppiata l'Umana Reyer. Un po' ghiacciato il pubblico del Tagliaggio in questo momento dal brutto primo quarto, dobbiamo dirlo, dell'Umana Reyer, indirizzato inizialmente da un metro arbitrale che non ha certo agevolato, poi però ci ha messo molto del suo anche l'Umana Reyer. Adesso è Biliga che penetra, scarica, Austin dei piedi per terra, la tripla non va, prova Bramos in rimbalzo, la palla però è lunga ed è nelle mani di Forrai. 30 secondi alla fine del primo quarto, più 12 Trento che attacca con Forrai, si arresta il play italo-argentino, poi Marble per Flaccadori, non riesce a contenerlo nemmeno questa volta De Nicolao, lo scarico, 6 secondi per l'azione di tiro di Trento. Forrai marcato da Tonuta, attenzione a Pascolo, perso sotto, alza la parabola, arriva all'errore, buon per Umana Reyer che all'ultimo possesso chiama un solo tiro, coach De Raffaele ha un fallo da spendere, la Dolomiti Energia. De Nicolao dall'angolo, la tripla di Andrea De Nicolao e l'Umana Reyer va sotto la doppia cifra al primo intervallo, perché il punteggio sul tabellone del Charlie Erzo dice Umana Reyer 13, Dolomiti Energia Trentino 22.
locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti a Danamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Sai che io vado sempre a vedere valutazione, qui è 31-6 per la Dolomiti Energia e mi sembra che sia una lettura corretta di quello che si è visto purtroppo finora sul parquet, però meno 9, diciamo che è riuscita in qualche maniera a contenere il divario Manara Reyer che parte a zona, se non vado errato, a vedere almeno come sono schierati i giocatori, Andrea. Sì, zona che spesso ci ha aiutato, come dicevamo non è impeccabile Trento dalla lunga distanza, ora vedremo come l'attaccherà, se riuscirà a trovare spazio anche sul pitturato, ma comunque sicuramente è un'arma per cercare di scombinare un po' i piani. E intanto, proprio perché è a zona Lumana Reyer, intanto però si accoppiano i giocatori dopo aver fatto finta di essere schierati a zona, c'è Stone al posto di Bramos, è rientrato Og ed è entrato per la prima volta nella partita Mian per la formazione di Trento, per Lumana Reyer. Invece in campo c'è Mazzola che viene anticipato da Forrai, poi però tocca Paul Biliga e corre De Nicolao, scarico per Stefano Tonut, chiama Biliga, non c'è il blocco, allora Tonut va da solo sulla linea di fondo, penetra, scarica, ecco la circolazione veloce che arma la mano di Mazzola, ma la tripla non arriva e dunque torna in possesso di palla la Dolomiti Energia, sempre con Toto Forrai in cabina di regia. Pascolo per Marble, anche lui nuovamente in campo. Pascolo, un tiro dalla tecnica rivedibile, ma diciamo che è il suo tiro, ha una dinamica molto particolare Pascolo questa però il tiro esce decisamente male dalle sue mani. Buon per Lumana Reyer, anche se è trascorso un minuto e il punteggio non si è ancora mosso. De Nicolao, marcato da Mian, chiama il blocco di Biliga, si prende il tiro Andrea De Nicolao e porta a casa il secondo fallo di Dastinoglu. Vediamo la segnalazione arbitrale? No, probabilmente no, il fallo è di Mian. Speravo. Sì, esatto. No, diciamo che però sì, infatti il fallo è arrivato appena lui è partito. Stiamo faticando anche in questo caso, è arrivato a una soluzione estemporanea De Nicolao che ci ha portato al liberi e va benissimo, però ancora una volta avevamo faticato e sicuramente adesso con la zona forse o comunque con una difesa più attenta possiamo cercare di bloccarli, ma dobbiamo anche appunto trovare fluidità in attacco. Ci ha spesso sporcato i nostri giochi Venezia e poi abbiamo visto magari giocatori che un po' titubanti su com'è lo schema, se devo andare a portare il blocco. Prima abbiamo visto Tonuto che ha dovuto penetrare per forza perché nessuno si muoveva. Si sta adeguando la difesa forte Lumana Reyer, abbiamo visto però no, questo fischio proprio non ci sta. Se vogliamo era molto più fallo quello di De Nicolao qui davanti a noi prima della rimessa su Kraft, che è rientrato in campo, e non questo di Julian Stone. Primo fallo di Stone, primo fallo di squadra per Lumana Reyer, rimessa per Trento con Mian, appunto dicevo rientrato in campo Kraft in cabina di regia al posto di Forrai. Kraft e De Nicolao, un sorriso di De Nicolao per la spinta di gran mestiere che gli ha dato Kraft per poter ricevere il pallone. Mian, il pallone per Og, cerca di anticiparlo Biliga e c'è il canestro con il fallo di Mazzola e qui si arrabbia non con gli arbitri ma con i suoi. Il coach il coach Walter De Raffaele. Rivediamo ancora il bel movimento di Og e qui c'è ingenuità indubbiamente. Sì, ingenuità anche perché poi appunto era una situazione difficile, Og aveva perso palla, tra l'altro comunque Og è nella Lega è al secondo posto come falli subiti, 5,5 a partita, per cui... E ha imparato anche a tirarli liberi, mi sembra. Sì, questo è un bel problema. E intanto Trento è di nuovo alla doppia cifra di vantaggio, 15-25, con Lumana Reyer che si era riavvicinato, adesso deve rimontare ancora una volta dalla doppia cifra di ritardo. Stone per Biliga, il duello con Og, questi sono due pivot dalla stazza piuttosto simile. Biliga si prende il tiro, la lotta a rimbalzo,
qui c'è anche tanta fortuna per Kraft perché il tocco tocca il tabellone, poi la testa di Stone, poi gli ritorna tra le mani e dunque Trento è in possesso di palla con l'accelerazione di Marble e c'è la looking da parte di Marble ed è il primo fallo di Marble che porta alla palla persa per Trento, secondo di squadra per Trento e rientra in campo Widmar. Secondo me fa bene in questo caso coach Walter Raffaele, non perché Biliga abbia fatto male ma perché qui può veramente, e speriamo che il metro arbitrale lo aiuti, cercare di attaccare nell'1 contro 1 Dustin Hogg. Il pallone da Mazzola a Tonut con ecco Widmar e Hogg ancora a far sportellate. Tonut gioca 2 con Widmar, bel movimento e qui c'è no, c'è l'infrazione di passi ma c'è anche il fallo di Kraft o no? Sì, infatti. Domandina da $1.000.000. Rivediamo ancora. E qui c'è il fallo tutta la vita, c'è il fallo tutta la vita e si arrabbia ovviamente il coach Walter Raffaele. Noi l'abbiamo visto dal vivo, l'abbiamo visto al replay, non ci piace anche per perché nulla. proprio i passi arrivano dal fallo, lui ha perso un attimo il contatto con la palla proprio a causa del fallo. E rientra in campo Marquez Haynes al posto di De Nicolao, si arrabbia ovviamente il pubblico del Tagliercio, siamo curiosi di vedere se c'è il sold out ma se non c'è siamo vicini. L'attacco di Dustin Hogg marcato da Widmar fuori per Mian, gioca 2 con Pascolo, ancora dentro e fuori per la tripla di Marble che è ispirato ed è il nuovo massimo vantaggio per Trento. 15-28, quasi doppiata nuovamente l'Umana Ray che ci prova da 3 punti contenuti, arriva l'errore, rimbalzo di Marquez Haynes, poi Kraft che si prende un po' di tutto ma non viene fischiato il fallo in questo caso. Stone si accentra, si arresta, scarica per Widmar che prova ad anticipare Pascolo, arriva l'errore, corre Kraft, c'è Stone che prova a stopparlo, ci riesce la palla nelle mani di Mian, l'errore, la gran stoppata di Stone che corre in contropiede, lancia per Marquez Haynes, per Tonut e questo è tanto al limite dell'antisportivo, diciamo così, solito rivedremo il replay, però. Sì, infatti adesso vediamo i due arbitri che vanno a guardare, a parlarsi e vediamo in Champions sarebbe andato a vedere l'instant replay, qui non si usa ancora e vediamo, anzi no, vediamo, vanno a vederlo, oh che bello. E qui mi sembra che andando a vedere, qui questo è un fallo da dietro, proprio terminale, insomma dai, se non viene fischiato l'instant replay qui diciamo che no, ma cioè scusa, intenzionale con l'instant replay qui e c'è Buscaglia che si lamenta, ma qui ripeto arriva da dietro, è un canestro già fatto, dimmi come faceva a prendere la palla, forse Udinì, forse no, magari la palla l'ha presa, però ci ha preso anche un bel po' di braccio. Solo la palla, no, ma dico ci vuole la ricerca della palla, la possibilità di recuperare la palla, la arriva a toccarla, ma dopo aver fatto praticamente una sorta di tatuaggio dalla spalla all'avambraccio, insomma. Sì, vediamo ora la... Sì, no, ripeto, continuiamo a vedere. Questo è il fallo, vediamo. No, fallo semplice. E anche questo è un segnale brutto e che dà un po' un'idea di una partita davvero dura, perché se anche questi falli non vengono puniti poi è ovvio che si scatena un po' di tutto sotto e finora la stanno gestendo piuttosto male gli arbitri, intanto sbaglia però anche il tiro libero Stefano Tonut, 16-28, rimane a più 12 dopo il massimo vantaggio e può allungare ancora la Dolomiti Energia 6:40 da giocare, la palla per Hogg che ha un varco, va a attaccare su Mazzola, è un bel canestro questo per Trento, nuovo massimo margine per la Dolomiti, 16-30 più 14 per Trento, pronti ad entrare Day e un altro giocatore però sono impallato da De Raffaele, la tripla di Haynes non va, la lotta a rimbalzo qui è una tonnara e l'altro giocatore Michael Bramos pronto a rientrare con Trento che si prende la tripla con Marble e arriva ancora un canestro. Marble questa sera dall'arco ha una mano spietata, più che doppiata l'Umana Reyer, meno 17 con 16 punti segnati in 14 minuti. Pascolo va a aggredire su Mazzola, l'uscita di Marquez Haynes
il taglio di Stefano Tonut. Vediamo una faccia schifata da parte del patron Brugnaro che si avvicina verso gli spogliatoi. Evidentemente anche lui non sta apprezzando molto questo metro arbitrale. Allo scadere dei 24 arriva il canestro di Stefano Tonut ed è meno 15 per l'Umana Reyer, 18-33. Tra l'altro un canestro difficilissimo. Difficilissimo, io stavo guardando la faccia di Brugnaro che è andato negli spogliatoi, ripeto, non è basket, o meglio non c'è equilibrio nel basket che si sta vedendo sul parquet in questa. Ecco, questo era un fallo di Mazzola che non viene fischiato. Dobbiamo dirlo da una parte all'altra per far vedere appunto che non è che siamo semplicemente di parte, cerchiamo di fare una valutazione di quello che è basket. Poi ci sono altri sport altrettanto degni, altrettanto meritevoli di essere disputati, ma non su un parquet di 24 metri per 12. L'attacco di Marble va su, Marble sbaglia, poi Stone che tocca il pallone, qui si lotta veramente anche per terra e Mian mette la tripla. Arriva il time out di coach Walter De Raffaele perché Trento ha ripreso la mira e ha doppiato l'Umana Reyer 18-36. Sì, qui fortuna anche a parte di Trento e bisogna dire che in questo caso non è stata, come dire, demotivata Venezia nel cercare il rimbalzo. Assolutamente no. Perché hanno lottato tutti, però si fatica. È vero anche che ci si aspettava una partita così, purtroppo, per cui bisogna trovare le contromisure anche a situazioni come questa. Finora Venezia non ci è riuscita e appunto Trento ha avuto vita piuttosto facile, tra l'altro mancando anche un po' il tiro da fuori perché 3 su 9 Venezia, mentre a 5 su 11, ma appunto Marble che avevi sottolineato tu a 3 su 4, un paio di bombe. 6 su 12 siamo adesso, 50%. Sì, esatto, per cui mancava quella di Mian. Sì, non era ancora aggiornato perché il sì, beh, insomma, dai, diciamo siamo più veloci noi dal vivo che il play by play, è logico. E quindi se anche quello che è un po' il nostro marchio di fabbrica, ovvero la tiro da 3, vede Trento molto meglio messa di noi, si fa davvero dura. In campo Watt, Day e Bramos per l'Umana Reyer che mantiene sul parquet soltanto Haynes e Stone, dunque cambia molto nel time out coach Walter De Raffaele. L'attacco di Mitchell Watt che ricordiamo ha 2 falli così come Mian. Stone dentro e fuori per Bramos, il blocco di Watt, non riesce il pick and roll perché si è arenato su Mian. Watt, Kraft, Mian ancora pescato sotto la stoppata, no. Adesso voglio rivedere perché terzo fallo di Mitchell Watt e Watt corre in panchina per evitare il tecnico perché mi sembra che qui siamo veramente alla farsa. Rivediamo, va su, è solo palla. Sì, qui forse si vede anche meglio. Non so più che dire. Altrimenti la stoppata la eliminiamo dal repertorio del basket, perché questa anche secondo me era una stoppata nettissima, gli aveva preso il tempo senza appunto andare a toccargli il braccio. Sta rientrando Widmar naturalmente perché è il terzo fallo e ci priva di uno dei giocatori sicuramente fondamentali, soprattutto in attacco. 2 su 2 di Hog, 18-38. Vorremmo essere negli spogliatoi con il patron Brugnaro perché qui siamo veramente alla farsa. Rientra in campo anche Jovanovic per Trento. Anche al posto Widmar di adesso andava un po' a parlottare con gli arbitri perché probabilmente i giocatori non sanno veramente che pesci pigliare. Siamo veramente a un'interpretazione bruttissima da parte della terna arbitrale di questa partita, la sta rovinando, è più 20 Trento e l'attacco dell'Umana Reyer con Julian Stone, gioca a 2 con Widmar, va su e voleva schiacciare, qui c'è il fallo di Kraft, cade a terra Gasper Widmar. Ecco, questo è quello che si ingenera gestendo e anche Kraft ha il coraggio di andare a lamentarsi di essere stato trattenuto per la maglia. No, guarda, non è basket quello che stiamo vedendo sul parquet. È il primo fallo di Jovanovic, rivediamo, va su Widmar. Cosa vuoi che faccia? Cosa vuoi che faccia, signor Aaron Kraft? Che vai a lamentarti di essere stato preso per la maglia? Cioè, non lo so. Andrea, sì, adesso prova a tornare a fare il giornalista, ma è difficile farlo. In precedenza chiamava i passi su quel fallo, cioè veramente non
po' senza ritegno, no, ma diciamo ma l'atteggiamento è probabilmente quello. gli arbitri ci cascano Sì. perché continuano Provarci- a lamentarsi i giocatori di Trento e Provarci gli danno... non fa male. Sì, provarci non fa male. 1-2 per Widmar, diventerà una tonnara la partita, lo sappiamo già. E meno 19 per l'Umana Reyer a 4 minuti dalla fine del primo tempo. Kraft per Mian, pronto a rientrare Forrai che se si tratta di menare le mani certo non si tira indietro. Jovanovic e la buona difesa di Gasper Widmar, vedo la cattiveria che c'è negli occhi di Widmar e qui Marble battuto da Stone, va su Widmar che qui si incarta da solo, poi recupera il pallone. No, questo è il Widmar che vorremmo vedere sempre, speriamo che lo svegli questa partita. Intanto Marquez Sainz, la penetrazione, toglie il pallone, no, è corretta, in questo caso è corretta l'interpretazione arbitrale, dobbiamo dirlo. Attenzione a Mian da 3 punti, la tripla non va, il rimbalzo di Stone, il pallone aveva toccato il tabellone ma aveva toccato anche il ferro. Tornando a quello che succede prima, qui Mian placcato da Austin Day, il 6 nazioni in campo al Tagliercio, il tentativo da 3 punti no, ha cercato l'assist Stone, qui ha sbagliato il movimento di Marble che sbaglia, segue a rimbalzo, recupera il pallone, grandissima giocata di Marble che però sbaglia il sottomano, il pallone nelle mani di Julian Stone che guida la transizione per l'Umana Reyer. Marquez Sainz, ancora Jovanovic che abbraccia Widmar, pronto a rientrare anche Paul Biliga, il blocco di Gasper Widmar, palla sul perimetro, Bramos per Austin Day, Mian continua ad abbassare le mani, al terza volta viene fischiato il fallo di Mian, lo mettiamo con lo striscione luminoso. 3 per 1. 3 per 1, esatto, da Supermarket, la grande offerta qui sul parquet del Tagliercio. Terzo fallo di Mian e 2 tiri liberi per Day, per Austin Day, mentre è rientrato in campo Paul Biliga al posto di Widmar. Trento era già al bonus, mentre è rientrato in campo anche Toto Forrai per Trento. 2 tiri liberi per Austin Day che segna il primo, 20 punti per l'Umana Reyer in 17 minuti e mezzo, poco meno, mentre Buscaglia parla con Dustin Hogg, secondo libro a disposizione per Austin Day che appunto cercherà di muovere il proprio punteggio e quello dell'Umana Reyer dalla lunetta. Jovanovic è in area da mezz'ora, gli arbitri non se ne accorgono e viene concessa così la palla alla Dolomiti Energia, va vicina al recupero l'Umana Reyer. Anche qui che cosa stai a guardare? Punto di domanda, Andrea. Jovanovic era lì che aveva già piantato le tende per il picnic del weekend e non viene fischiata l'invasione sull'errore comunque di Austin Day che vale il 20-38. L'attacco di Forrai marcato da Julian Stone, ancora Forrai con Gomez che li porta a blocco, è entrato in campo dunque anche Gomez per la Dolomiti. Jovanovic si fa largo su Biliga, sbaglia sotto mano, bravo Kraft a recuperare il pallone, extra possesso ancora per Trento, attenzione a Marble che sbaglia la tripla ma ancora Kraft a rimbalzo offensivo e Gomez fa saltare Day, poi attacca, cerca la schiacciata, arriva il contatto con Biliga. Questo si fa male perché questa è diventata una tonnara, lo diciamo di qua, lo diciamo di là, questa è la partita rovinata dagli arbitri, non lo diciamo quasi mai la contestazione degli arbitri, qui non si sta più giocando a basket, qui il fallo ci sta assolutamente di Paul Biliga, però si rischia di farci male Gomez, insomma. Sì, sta diventando di grande egoismo, è pazzesco come Kraft, che è il più piccolo in campo, riesca ad avere quel senso della posizione che ogni volta riesce a recuperare palla e quindi a dare ovviamente seconde opportunità. Sono d'accordo con te, è giusto cercare di rimanere diciamo imparziali il più possibile, però appunto qui non è un problema anche solo di imparzialità, è un problema di qualità del gioco e qualità dello spettacolo, e diciamo qualità dello anche. spettacolo, e quindi diventa veramente una partita Non di che, basket, diciamo che così. può finire veramente male. Stone con il palleggio aperto, l'uscita di Austin Day, il blocco di Paul Biliga, cambio difensivo accettato dalla Dolomiti. Day accoppiato adesso con Hogg, prova a penetrare, scarica per Julian Stone, 5 secondi per l'azione di tiro, palla che arriva nelle mani di Paul Biliga che va su, appoggia il tabellone, battuto Gomez. L'Umana Reyer si riporta a meno 17, 22-39 il punteggio, ultimi possessi del quarto, si parte con Trento avanti 17 e in fase offensiva con Flaccadori per Gomes, il pallone per
Aaron Kraft, marcato da Biliga, ci prova da 3 punti, arriva l'errore, solo Magliaro Granata a rimbalzo e l'Umana Reyer dunque ha il possesso per cercare di riavvicinarsi, ci prova con Michael Bramos, non va la tripla, il rimbalzo è nelle mani di Beto Gomez, supera la metacampo Trento, servito Dastinog, poi c'è Aaron Kraft che chiama lo schema. Ancora Kraft con il palleggio marcato da Tonut, attenzione a Gomez, il tiro da 3 punti e l'Umana Reyer sta subendo moltissimo dall'arco, merito in questo assolutamente di Trento che torna a più 20, il massimo margine ritoccato ancora dalla formazione di Buscaglia, il pallone nelle mani di Julian Stone che penetra, scarica, va da 3 punti, Stefano Tonut, la palla non va dentro, il rimbalzo di Hogg non può arrivare fino al termine della partita, o meglio del primo tempo, la formazione della Dolomiti Energia che comunque decide di rallentare con Aaron Kraft, marcato da Stefano Tonut, chiama il blocco di Hogg, poi chiede di allontanarsi, cambio difensivo per l'Umana Reyer con Biliga che marca Kraft, va su Kraft, magata di Aaron Kraft e nuovo massimo vantaggio per la Dolomiti Energia che doppia nuovamente l'Umana Reyer, 22-44 il punteggio, ultimo tiro del primo tempo sarà per l'Umana Reyer con Julian Stone che va dentro e c'è il fallo di Dustin Hogg, si va in lunetta con 1-4 ed è il secondo fallo di Dustin Hogg. Sì, dovevamo sfruttare il fatto che Trento aveva esaurito il bonus e tutto sommato Stone ha fatto la cosa giusta portando anche appunto un fallo di Hogg che potrà tornare utile mentre vediamo che chiama time out Buscaglia soprattutto per provare a fare qualcosa magari in quel secondo e 4 che e anche per cercare di deconcentrare un po' Julian Stone, possiamo sì, dirlo, è una mossa a metà quella della panchina di Trento. Andrea, dopo appena finirà il primo tempo ovviamente noi ci fermeremo, ci risentiremo per il secondo, se vuoi dare un'analisi, io ho cercato di essere un po' sull'ironico nella mia telecronaca, però peccato non c'è stata l'inquadratura della faccia del patron Brugnaro perché era esemplificativa sia di come sta giocando l'Umana Reyer sia di come si sta giocando a tra virgolette basket in campo. Sì, diciamo che quello è sicuramente un aspetto che sta determinando la partita, insieme a quello diciamo facendo finta di raccontare la partita di basket. Esatto, cioè i 27 rimbalzi contro i 16 di Trento sono un dato davvero importante e determinante, oltre alle percentuali perché appunto Trento tira col 44% da 3, Venezia con il 27%, abbiamo percentuali quasi simili al tiro da 2, però insomma alla fine quella è la situazione. E diciamo che abbiamo subito 44 punti. Sì, esatto. Perché siamo la miglior difesa, però subire 44 punti non è da miglior difesa, ma soprattutto farne 22. Per quanto riguarda la valutazione comunque appunto è 57-14 per Trento, se poi sbagliamo anche i liberi la mossa di Buscaglia paga, diciamo. Sì, la mossa di Buscaglia paga, ha sbagliato prima anche Dei che è un signor tiratore dalla linea della carità, sicuramente poi sai tutto poi alimenta un nervosismo che quando poi tiri liberi. Vediamo Forrai che ci prova dalla difesa, sbaglia ed è 23-44 all'intervallo lungo. Vedremo se cambierà qualcosa con le squadre che tornano negli spogliatoi. Una montagna davanti all'Umana Reyer, ma mai dire mai. A dopo! Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese.
È successo del resto la settimana scorsa a Pesaro, lo ricordiamo, Romana Reyer aveva cominciato lì molto male di suo, anche lì Pesaro aveva tenuto percentuali altissime e c'è qui anche la forza del Taliercio, a breve ci arriverà il dato del pubblico, comunque un buon dato di presenza, logicamente questa sfida è molto sentita. Vediamo come comincia il secondo tempo per Romana Reyer con Watt che perde però il pallone nella sfida a Dustin Hogg e comincia Kraft a ragionare, ed è giusto anche questo, nella logica di Trento c'è un vantaggio amplissimo e il minutaggio aiuta decisamente la formazione di Buscaglia che attacca con Marble, arriva l'errore, poi franano Marble e Bramos sulla nostra postazione, ma intanto si prosegue dall'altro lato del campo con Julia Stone ad una mano per Stefano Tonut, un'altra palla persa. Dicevi tu, il dato delle palle perse, 2 palle perse per cominciare. Sì, questa proprio buttata via malamente, il Tonut aveva fatto un buon taglio ma poi appunto non ha calibrato bene il passaggio, è peccato perché appunto è importante l'approccio in questi minuti. Vediamo come riuscirà Romana Reyer a iniziare questo secondo tempo, servito Hogg che va ad attaccare Watt, anzi no, preferisce allontanarsi, il pallone per Marble inseguito ancora una volta da Bramos, si fa largo Hogg, spara da 3 punti e sbaglia Marble, il rimbalzo è di Julian Stone che corre Romana Reyer che gioca praticamente senza numero 4, questo lo sto notando in questo momento, sbaglia da 3 punti Marquez Sainz, solo maglie a rimbalzo per Trento che rimane in possesso di palla, non si è ancora segnato in 1 minuto e mezzo e questo ripeto fa il gioco assolutamente della Dolomiti Energia che attacca con Marble, il blocco di Hogg, la palla per Gomez, si prende la tripla Gomez, anche in questo caso la palla non va, Stone strappa a rimbalzo anticipando anche Mitchell Watt, il pubblico del Taliercio prova a scuotere la formazione Oro Granata che deve trovare tanti punti, deve trovarli anche rapidamente. Mitchell Watt va a attaccare su Dustin Hogg, uso del piede perno, va giù Mitchell Watt e c'è Dustin Hogg e c'è l'infrazione di passi, qui allora ancora una volta o è fallo di Hogg o è fallo di Watt, non infrazione di passi. Sì, anche perché il contatto è più che evidente. I passi arrivano ma dopo, molto dopo. Se lasci contatti del genere, peccato appunto perché non riusciamo a schiodarci e anche da un punto di vista così emotivo un paio di canestri potevano darci un po' il là. E quel meno 21 è sempre lì pesante sul tabellone del Taliercio. Forrai lo fa diventare addirittura il massimo vantaggio per Trento, meno 23 per Romana Reyer, 23-46, nuovamente doppiata la formazione di coach Walter De Raffaele. Marquez Haynes è pronto a rientrare, Austin Day, Stone per Watt e c'è il fallo di Dustin Hogg, il terzo fallo, passetto laterale, il pubblico dice adesso lo fischia, almeno intanto l'ha fischiato, diciamo sì, perché un piccolo sussulto l'abbiamo avuto perché poteva arrivare anche il quarto di Watt, sì, c'eravamo, insomma poteva essere fischiato da una parte e dall'altra, però appunto sono le situazioni causate da questa tipo di metro arbitrale che adesso ci fa restare sempre col fiato sospeso. È rientrato Day al posto di Tonut, Marquez Haynes, il capitano ci prova da 3 punti, sbaglia, Romana Reyer sta tirando sempre malissimo, ancora deve segnare nel secondo tempo e sono trascorsi più di 2 minuti e mezzo con la Dolomiti Energia assolutamente in controllo del match. L'attacco di Beto Gomez, step back su Austin Day, l'errore, arriva ancora Julian Stone che continua a recuperare i rimbalzi per Romana Reyer. Dall'altra parte Stone va vicino al potenziale gioco da 3 punti, ci saranno 2 tiri liberi e finalmente si smuove, o meglio si smuoverà, speriamo. Già fallo 23, prima, un fallo reiterato, dopo. ripeto, probabilmente hanno un altro fuso orario gli arbitri perché fischiano con un po' di ritardo. No, e tra l'altro diciamo è incommiabile lo sforzo di Stone di cercare di dare un po' di velocità, di non trovarsi ad affrontare la difesa schierata, ha portato a 2 liberi e segna il primo Julian Stone. È un fallo da parte degli avversari, insomma qualcosa bisogna pur fare, se il tiro da 3 non entra bisogna essere un po' più intraprendenti ed attaccare il ferro. 2 su 2 per Julian Stone, 25-46, nel frattempo è andato in panchina Hogg, è rientrato Jovanovic per Trento che ha sempre 21 punti di vantaggio sul tabellone del Taliercio dopo 3 minuti di gioco nel corso del secondo tempo. Aaron Kraft, la palla per Marble, nuovamente in punta per Gomez, Kraft chiede
vede il blocco di Jovanovic, glielo porta il numero 32, ci prova da 3 punti Kraft, e questo è un signor giocatore al di là di qualunque considerazione. Sì, ma lo dicevamo in fase di presentazione, è un giocatore che ha dato davvero un grande supporto a Trento, mentre E qui intanto Stone si è preso un po' sulle spalle della squadra. Kraft ha grande intelligenza, grandi scelte, è un giocatore davvero molto importante per la formazione di Buscaglia. Bellissima sfida quella tra Kraft e Stone, ancora non c'è molta sfida tra Lumana Reyer e Trento, che attacca bene con Jovanovic. Qui è un contatto con Mitchell Watt al limite ancora, e qui la palla recuperata da Stone con Gomez che si lamenta. Ci stava il fischio a suo favore, ma ci stava anche il tecnico contro di lui, così come ci sta dentro il cesto di Trento la tripla di Austin Day. Ancora Buscaglia in piedi a lamentarsi con gli arbitri. 30-49, basta un non nulla per cercare di cambiare l'inerzia, ed è da lì che si può provare a rimontare. Sì, come dicevo prima, un paio di canestri anche proprio per trovare coraggio, trovare voglia, far capire che la partita non è ancora chiusa. Probabilmente ci stava anche il fallo in questa azione, però ne abbiamo viste di tutti i colori durante la partita, per cui non possiamo stupirci. Nulla, esatto, e quindi ben venga a questo punto questa tipo anche un po' di cattiveria agonistica da parte di Venezia, perché probabilmente è l'unico modo per cercare di venirne fuori qui, ma tutto sommato forse anche no. Ha preso la palla, riguardandola, la situazione che appunto abbia preso la palla. È un contatto al limite che in un metro arbitrale come quello di questa partita non è mai fallo. Intanto ha cambiato espressione, un pochino. Sì. Diciamo che è un po' meno tetra di prima. La cartina al tornasole della sua squadra, quella della faccia del patron dell'Umana Reyer. Luigi Brugnaro seduto in parterre. È ancora un'impresa a meno 19, come è logico, per l'Umana Reyer, mentre Trento rimette in campo Dada Pascolo come numero 4 al posto di Marble, che va in panchina. Dunque rimane da numero 4 probabilmente Beto Gomez. Adesso vedremo comunque due giocatori che possono ruotare nei due ruoli di ala. Jovanovic sul perimetro, consegna per Forrai, che prova ad accelerare sulla linea di fondo, marcato da Stone. Bella apertura, questa è una gran giocata per Trento, dobbiamo sottolinearlo, la schiacciata di Dada Pascolo. Sì, si è un po' bevuto Bravo Forrai, Forrai, ha fatto un bel taglio, un bel assist. Nulla da dire in questo caso, se giocano bene è giusto apprezzarlo, non è quello a il problema. rientrare quello che era il top scorer dell'Umana Reyer alla fine del primo tempo, cioè Andrea De Nicolao con 5 punti, ma intanto attacca Michael Bramos che sbaglia, si è trovato un muro davanti. C'era anche Mitchell Watt, un po' anche lì di mattanza in attacco sugli scontri, ma ripeto, questi sono sì contatti che non vanno sanzionati. L'Umana Reyer è comunque tornata a meno 21 e Kraft ancora che predica basket, apre per Toto Forrai, e Trento è uscita non bene dal time out, meglio. Sì, poi sai, in una situazione del genere tutto sembra facile, la confidenza anche nel tiro da tre che è importante qui. E c'è il canestro col fallo di Mitchell Watt. Intanto un altro piccolo sussulto. Vai pure avanti, Andrea. Diciamo che rispetto al primo tempo c'è sicuramente un altro atteggiamento da parte dell'Umana. Chiaro che il divario è tanto ampio e quindi non sarà così facile. Certamente ci sta provando molto di più, sta un po' forzando le penetrazioni. Chiaro che se Trento continua a tirare con queste percentuali, siamo 9 su 20 in questo momento, siamo quasi al 50%, sono tanti punti e sarà difficile comunque ricucirla, però è giusto ed è importante provarci. De Nicolao in campo al posto di Marquez Sainz, che non sta giocando una grandissima partita. Mitchell Watt, nonostante i tre falli, invece sta riuscendo a dare il suo contributo, sale a 3 punti appena. Comunque diciamo che sta riuscendo intanto a contenere i lunghi avversari nonostante i tre falli, e questo è un segnale importante per l'Umana Reyer, che vuole continuare a crederci anche se attacca Trento. Siamo nella seconda metà del terzo quarto con Jovanovic, il movimento su Watt, arriva l'errore di Jovanovic, tocca Mitchell Watt, recupera il pallone l'Umana Reyer alla transizione con Julian Stone, già schierata la difesa di Trento. Mitchell Watt sotto per Austin Day con Toto Forrai che sporca il pallone. La rimessa
per l'Umana Reyer con 13 secondi sul cronometro dell'azione e la rimessa viene affidata alle mani di Julian Stone. Prima c'è però un cambio, c'è da lottare, pronto ad entrare Cerella, anzi no, il cambio non viene effettuato, comunque è pronto ad entrare Bruno Cerella chiamato da coach Walter De Raffaele. L'uscita di Bramos, la palla per De Nicolau che vede un varco, si scontra con Kraft, nessun fischio, l'errore, il pallone per Trento con Kraft, il recupero da parte di De Nicolau, ancora De Nicolau a marcare sul numero 13 che lo batte, scarica per Jovanovic, partenza al limite, errore, rimbalzo offensivo e poi il fallo speso da De Nicolau che scuote la testa ancora una volta, 2 metri, 2 misure, il fallo c'era da questa parte, ma probabilmente, diciamo così, c'era anche dall'altra parte, come ho tanti dubbi sulla partenza di Jovanovic in precedenza. In ogni caso non è stato fischiato, c'è il secondo fallo di Andrea De Nicolau, il primo di squadra per l'Umana Reyer, 2 tiri liberi per Jovanovic. Dicevamo il cambio dell'Umana Reyer, è entrato Cerella, ha preso il posto di Stone. Jovanovic sbaglia il primo tiro libero, fortuna che Trento dalla lunetta non è così impeccabile, altissime, altrimenti il margine sarebbe ancora più pesante per l'Umana Reyer che comunque è sotto di 21, che diventano 22 con l'1-2 di Jovanovic. 33-55 rientra Flaccadori al posto di Jovanovic. Strana questa scelta da parte di coach Buscaglia. l'Umana Reyer ha in campo sia Day che Watt e adesso gioca praticamente senza centro con Pascolo da 5 e Gomez da 4. Quintetto piccolo per Trento che ha 22 punti di vantaggio a meno di 4 minuti al termine del quarto. Mitchell Watt batte sulla linea di fondo Pascolo, subisce il fallo, andrà credo in lunetta, vediamo un po' il segnale, no, solamente rimessa. Il secondo fallo di Pascolo, al bonus comunque la Dolomiti Energia, un solo fallo speso dall'Umana Reyer in questo quarto. Va Andrea De Nicolau ad effettuare la rimessa dal fondo. Diciamo però che l'Umana Reyer non è riuscita ancora ad avvicinarsi, anzi volendo sta perdendo ancora di un punto questo quarto. Cerella marcato da Flaccadori, lo scarico per Bramos che batte Forrai, poi va su, arriva l'errore anche qui. Il fallo di Forrai perché non viene fischiato? Punto di domanda, Andrea, e vediamo se mi riesce a dare una risposta. Perché... ovviamente all'interno del politicamente corretto, sì, perché diciamo il fallo di Forrai era clamoroso, non è stato ancora una volta fischiato e vabbè, ti ho tolto dall'impasse perché siamo già in campo con l'attacco di Trento proprio nelle mani di Forrai. Adesso questa compensazione, ragazzi, tutta la vita e anche di più. Primo fallo di Kraft. Sì, perché... anzi no, terzo fallo di Pascolo in attacco. Vai Andrea pure. Sì, no, sono d'accordo con te perché appunto il problema è come fai a giocare se non fischiano questi falli? Vediamo qua. Neanche ah no, ok, perché non era inquadrato, ma insomma va bene. Seguiamo l'attacco, cerchiamo di non commentare più di tanto, facciamo solo i telecronisti e non i commentatori, anche se il tuo ruolo è quello, Andrea, e quindi ti richiamerò in causa. L'errore di Stefano Tullo che recupera il rimbalzo offensivo, la palla nelle mani di Andrea De Nicolau, l'assist per Mitchell Watt marcato da Forrai, potenziale gioco da 3 punti. E qui Trento, ripeto, perché Buscaglia ha tolto un centro non lo so, buono per noi perché siamo a meno 20. E tra l'altro proteste di Forrai che non so, cioè ha dato una mano col braccio, ha calato. Ma è questo il cioè loro di ci provano sempre, esatto. loro ci provano sempre e come dire, questo può essere come dire una scelta. Il problema è che poi anche andare a protestare, insomma, no, dovrebbe essere sanzionato teoricamente al richiamo, poi intanto sbaglia il tiro libero supplementare ma recupera il pallone Donut. Dovrebbe esserci il richiamo e poi il fallo tecnico. Comunque questi sono gli arbitri di questa partita e dobbiamo adeguarci. Watt attacca Flaccadori, scarica sul perimetro di Nicolau, pallavolistico per Austin Day! Austin Day, la tripla! C'è vita sulla terra, c'è vita sul taglierzo con la tripla di Austin Day. 3-8, 5-5, torna a meno 17 l'Umana Reyer. Toto Forrai con il possesso di Trento ci prova da 3 punti. E qui tutto l'entusiasmo che si spegne, Andrea. 3-8-5-8 di nuovo, meno 20 per l'Umana Reyer, 2-20 da giocare. Ancora Mitchell Watt che sbaglia nell'accoppiamento questa volta con Aaron Kraft.
e cercava ovviamente anche il contatto, il centro dell'Umana Reyer. Adesso il fallo di Bruno Cerella che va subito a confrontarsi con coach Walter De Raffaele. È il primo fallo di Bruno Cerella, è il secondo di squadra per l'Umana Reyer e la Dolomiti adesso rimette in campo Og. Forse se ne è reso conto anche certo che Buscaglia. ci siamo esaltati per il meno 17, poi purtroppo Forrai è stato chirurgico, perché questi canestri qua fanno malissimo, perché una briciola di entusiasmo, di energia c'è stata subito spenta, diciamo così. sì. E l'attacco di Trento, è rientrato Marble al posto di Kraft, oltre al ritorno in campo di Dustin Hogg. Eccolo Marble, la stoppata di Mitchell Watt, recupera palla Stefano Tonut, il pallone per l'Umana Reyer che corre in contropiede, Cerella per De Nicolao che sbaglia, il pallone comunque è per gli Oro Granata e diciamo che c'è anche un po' di sfortuna in questo caso, ma il pubblico italiano apprezza e applaude. Anche De Raffaele l'ho visto applaudire, si è così, ha dato un calcio ai rottori De Nicolao, ma arrabbiato con se stesso, non certo con gli altri. Una bella azione di contropiede, peccato non fortunata. Comunque ancora palla in mano all'Umana che adesso fa entrare Paul Biliga al posto di Mitchell Watt, anche perché manca 1,53 al termine del quarto ancora. È meglio evitare il quarto fallo. Assolutamente, è lunghissima la partita e speriamo che l'Umana Reyer possa far sì che sia realmente lunghissima. Tonut non si prende il tiro a 3 punti, si arrabbia coach Walter De Raffaele, la palla per Austin Day, marcato da Dada Pascolo, ad una mano per Bruno Cerella che batte Flaccadori e c'è il fallo di Flaccadori. Adesso stanno fischiando come delle ciminiere gli arbitri, ma forse un po' tardino forse. Sì, tra l'altro il primo fallo in Flaccadori, per cui comunque sono 2 liberi, perché Trento ha esaurito il bonus. Sì, perché gli arbitri hanno cominciato a fischiare, scusa se te lo dico, Andrea. E in questo caso adesso che fischiano regolarmente l'Umana ne ha 2 solo e Trento ha esaurito il bonus. Però si sbaglia purtroppo anche Però dalla lunetta i liberi. Sì, ti ripeto, ci sono anche delle colpe dell'Umana Reyer. Trento era a 44 punti, lo ricordo, alla fine del primo tempo. L'Umana Reyer ne ha segnati 38, quindi è indietro praticamente di oltre un giro di orologio. 1 su 2 di Cerella. 39-58, meno 19 per l'Umana Reyer, con Forrai marcato da De Nicolao a portare avanti l'azione per la Dolomiti Energia. Marble riceve, Cerella lo marca, il blocco di Dustin Hogg, il cambio difensivo. Adesso c'è Biliga su Marble, ma il pallone nelle mani di Pascolo e c'è il fallo di Bruno Cerella. Con il confronto con Dustin Hogg sorride Bruno Cerella, ancora non convinto. Qui non so, Andrea, magari ci aiuta il replay. Sportellate da una parte e dall'altra. Sì, diciamo che ovviamente Cerella fa fatica un po' a tenere Hogg, ci può stare, in questo caso ci può stare il fallo. La rimessa per Diego Flaccadori dalla linea di fondo campo, riceve Gomez che è rientrato in campo al posto di Pascolo. Adesso Cerella a marcare Gomez, il movimento del portoghese che tiene il piede perno, sbaglia 2 volte e poi corre in contropiede l'Umana Reyer. Bisogna cercare veramente ogni singolo punto per riavvicinarsi, va su e segna Paul Biliga, controllo tutt'altro che facile per il centro dell'Umana Reyer, ma arriva il canestro, arriva al meno 17 che ancora una volta ci fa urlare di gioia clamorosamente a 1 minuto dalla fine del terzo quarto. Il pallone sul perimetro per Gomez, servito Forrai, ancora lui da 3 punti, ma questa volta sbaglia, il rimbalzo è di Stefano Tonut, bisogna correre per l'Umana Reyer, servito Bruno Cerella, piedi per terra, la tripla di Bruno Cerella e l'Umana Reyer è a meno 14. Taglierzo, vieni fuori in questo momento perché l'Umana Reyer ha bisogno di te. Forrai marcato da De Nicolao che va vicino al recupero, arriva quasi il recupero, la palla contesa, la lotta, la strappa De Nicolao, la freccia credo che premi Trento, ma è un'altra partita e in piedi anche in parterra ad applaudire l'Umana Reyer. Sì, è bastato veramente una piccola fiammella per riaccendere la speranza e dare un altro impatto alla partita. Chiaro, è ancora lunga e il divario è ancora ampio, però l'Umana comunque ci sta provando e così noi con lei stiamo sperando che si possa davvero giocarsela nel quarto quarto.
Ovviamente non può arrivare fino alla fine Trento. Og va a scontrarsi con Paul Biliga, avrà 2 tiri liberi, è il secondo fallo di Biliga, è riuscito anche in questo caso a farlo vedere benissimo. No, ma è stato bravo perché si era un po' assolutamente. distratto Biliga, per cui non l'ha ho mica battuto detto che nel non ci primo. fosse. Sì, diciamo che sa anche appunto Da Actors, evidenziarlo. alle volte completo da Oscar, da quella lunetta aveva sbagliato 2 tiri liberi, lo ricordiamo in una finale scudetto che furono errori determinanti per poi la tripla di Bramos che è entrata nella storia. Segna invece il primo Og, fa 1 su 2, dunque Umanareyer a meno 15, 4, 4, 5, 9, può arrivare praticamente fino alla fine, la discrepanza è di poco più di un secondo tra il cronometro delle azioni, quello della partita. De Nicolao per Day, c'è Tonut, il blocco di Day, cambio difensivo accettato da Trento, ancora Austin Day che va a attaccare su Marble, abbassa ancora le braccia a Marble e alla fine anche Austin Day riesce a far vedere quello che ha fatto per circa un secondo e mezzo Marble. Alla fine il fischio c'è ed è il terzo fallo di Marble. Certo che Trento avrà anche l'ultimo tiro, diciamo, tanto vediamo i 2 tiri liberi di Day, no? 4-4. Tra l'altro onestamente sono contento di Day da un punto di vista psicologico, perché noi sappiamo in un'altra che partita sarebbe sbloccato, avrebbe preso tecnici, avrebbe fatto giocate invece fuori comunque dal boccale. subisce, fa vedere i falli e assolutamente, no, ma mi sta piace. tenendo da quel punto di vista, e credo sia importante perché è un giocatore che le qualità ce le ha tutte, è un grandissimo giocatore, però appunto psicologicamente può essere un giocatore fragile che ha momenti così di sviste, e quindi il fatto che abbia tenuto in una partita del genere credo sia molto importante anche in proiezione futura. Primo libero a segno per Austin Day, secondo libero a segno Umanareyer a meno 13, 4, 6, 5, 9, ultimo possesso del quarto per la Dolomiti Energia con Aaron Kraft, va su e arriva il tap-in di Dustin Hope, non vale il canestro. Umanareyer 46, Dolomiti Energia Trentino 59, e ci sono proteste da parte di Trento. Vedremo alla ripresa che cosa decideranno gli arbitri. Partiamo col possesso Umanareyer, perché la freccia guadagnata in precedenza da Andrea De Nicolao ha premiato Umanareyer con il possesso, e si ripartirà da centrocampo con De Nicolao, Cerella, Biliga, Austin Day e Tonut. 4 quinti di quintetto italiano, sottolineiamo anche questa cosa positiva dell'Umanareyer. Sì, è una delle cose positive di quest'anno. Manca anche Giuri, infortunato, perché anche lui comunque ha un buon minutaggio, e quindi onore all'Umana anche nella scelta quest'anno di avere un grande apporto degli italiani. E guardando, vado alla valutazione, 36 di valutazione dopo un primo tempo da 14 di valutazione Umanareyer, Trento 4 di valutazione dopo un primo tempo da 57 di valutazione. È cambiata l'inerzia, vediamo se basteranno 10 minuti e se Trento non si reinventerà meritando di espugnare il tagliaccio, ma dovrà sudare. 3-4-4-4, intanto grazie a Francesco Rigo il dato del pubblico, abbiamo detto quasi sold out, 3-5-0-9, e attenzione adesso c'è il fallo della difesa, ecco, ci piace che gli arbitri stiano cominciando a fischiare. Vediamo se è il fallo di Flaccadori, credo di sì. No, sì. è il quarto fallo di Dustin Hope, importante questo fischio, Andrea. Sì, a me sembrava in realtà il fallo di Flaccadori, perché Hogue si è mosso con il corpo, se avesse dovuto fischiare avrebbe
fischiato Flaccadori, però a Cavaldonato non si guarda in bocca e quindi Ogre torna in panchina e quindi benissimo per noi. E Lumana Reyer è a meno 13, attacca con Andrea De Nicolao marcato da Flaccadori, riceve il pallone Stefano Tonutka di fronte a Iron Craft, il blocco di Paul Biliga, il tiro di Stefano Tonut, palo, purtroppo prende il tiro buono Tonut ma non lo mette a segno. Trento corre dall'altra parte con Devin Marble, sbaglia la lotta a rimbalzo, premia ancora Jovanovic, che è il fallo speso credo da parte di Andrea De Nicolao, così è, e questo è un fallo evidente ed è anche giusto, subito se ne accusa Andrea De Nicolao, terzo fallo personale per Andrea De Nicolao, 2 tiri liberi a disposizione di Jovanovic, credo che non c'è neanche bisogno di andare a vedere il replay, anche se appunto parte da molto lontano, piuttosto andiamo a vedere i tiri liberi di Jovanovic per Trento, che segna il primo, 6-0, 4-6 più 14 per la Dolomiti Energia, che ha a disposizione un altro tiro libero con il proprio centro di passaporto serbo sul sito della Lega Basket, mentre fa 2 su 2 Jovanovic, viene definito guardia ala, non so come abbiano potuto definirlo così, è chiaramente il centro di riserva della Dolomiti che torna a più 15. Tonut per De Nicolao, pronto a rientrare Mitchell Watt per Lumana Reyer, servito sotto, Paul Biliga si fa largo, inchioda la schiacciata, adesso voglio vedere se Mitchell Watt torna a sedersi dopo la schiacciata di Paul Biliga. Lumana Reyer di nuovo a meno 13 e c'è una palla recuperata da parte degli Oro Granata e Dei che incita il tagliaccio. E anche De Nicolao che chiama l'applauso. Ma De Nicolao lo conosciamo, ma è bello vedere anche Austin Dei. No, esce Tonut, entra Mitchell Watt. Bello questo cambio, che curioso. Allora, si riparte dopo la palla recuperata da Lumana Reyer, una delle poche perse da parte della Dolomiti Energia. Watt al posto di Tonut, dunque andrà a giocare nello spot di numero 3 Bruno Cerella, l'attacco di Austin Dei, si prende la tripla, la mette Austin Dei, meno 10 Lumana Reyer, la tripla di Dei, 5-1, 6-1 e adesso il tagliaccio diventa veramente una bolgia. L'attacco di Devin Marble marcato da Dei, sì, il fallo ci sta, Dei se ne accusa subito, arriva a 12 punti Austin Dei. Che partita di Austin Dei, diversa da quella, anche le sue migliori, una partita completamente diversa che mostra una diversa maturità. Sì, qui un po' era difficile portare via palla, quindi forse un fallo che un po' sì, però sicuramente come avevamo sottolineato non solo attacco ma anche grande attenzione in difesa e grande gioco di squadra per Austin Dei. Il pallone nelle mani di Trento, ma Lumana Reyer incitata dal tagliaccio prova a difendere Aaron Craft, questo è un signor giocatore, quante volte abbiamo detto in questa telecronaca, tante, troppe forse, e Trento è sul più 12. De Nicolao penetra, scarica, ancora coinvolto Austin Dei, Mitchell Watt a spazio, non attacca, preferisce scaricare per Andrea De Nicolao dall'angolo, la tripla, Lumana Reyer si sta scaldando sotto la doppia cifra di svantaggio, 5-4, 6-3. Ancora il tagliaccio che si accende su questa difesa. Flaccadori marcato da Cerella, attenzione a Jovanovic, Biliga, la stoppata, canestro valido. Possiamo essere abbastanza d'accordo, magari arriverà anche le play, però Andrea diciamo che sì, la parabola sembrava discendente, vediamo Biliga che se ne rammarica, ma molto probabilmente appunto il pallone era da convalidare. Comunque adesso è appunto davvero un'altra partita. La Reyer ci sta provando qui, anche qui c'era forse il è fallo. Austin Dei che gioca da numero 3, chiedo venia, nella valutazione precedente mi ero perso un giocatore e dunque tanto peso sotto le planche per Lumana Reyer che ci prova da 3 punti con De Nicolao, non va la tripla, arriva Cerella a toccare il rimbalzo, la rimessa è per Trento e viene chiamato dalla panchina Stone, viene chiamato Marquez Haynes. Non lo so, il discorso De Nicolao sta facendo grandi cose, io non l'avrei tolto. Non voglio giudicare il coach Walter De Raffaele, che secondo me conosce meglio di tutti la squadra, e gli applausi però del tagliaccio per i due italiani. Sì, diciamo poi che comunque De Raffaele solitamente ha delle turnazioni abbastanza precise. È chiaro che De Nicolao sta facendo bene e ora Haynes, che non ha giocato una grande partita, dovrà un po' dimostrare che è giusto che resti in campo. È assolutamente in grado di farlo. Sì, no, può accendersi in un amen, però deve farlo. Resta il quintetto lunghissimo per Lumana Reyer e il fallo di Marquez Haynes. E qui tutti in piedi, non per questa Reyer, ancora uno sguardo sul patron Brugnaro che ha cambiato di nuovo espressione, rivediamo
No, ci sta. Sai che ci sta Andrea stavolta? Sì, il fallo c'era perché ha allungato il braccio cercando di rubar palla, però ovviamente poi adesso gli animi sono esagitati, la partita si è fatta di nuovo accessibile e quindi il pubblico di casa ovviamente non condivide la scelta. Resta in attacco Trento, 3 falli per l'Umana Reyer, 1 per la Dolomiti Energia, 7 minuti e mezzo scarsi da giocare con 11 punti da recuperare per gli Oro Granata. Va su Pascolo, appoggia al tabellone l'errore, il rimbalzo di Watt, la faccia di Watt con tutta la sua grinta. Austin Day marcato da Devin Marble che caccia il pallone e spende il quarto fallo personale e le proteste col tecnico fuori dalla partita Marble e dai Continua anche e continua, attenzione perché potrebbe essere espulso e potrebbe essere tanta roba perché finisce qui la partita di Marble. Eccolo qua, il tecnico confermato. Sì. Sicuramente è stata plateale la sua reazione, anche perché vediamo da qui sì, insomma, ha preso palla, ma era evidentissimo, dai. Marble che ancora non esce dal campo e giustamente il pubblico, guardate il replay, io non so l'inglese però insomma sì. Qualcuno ci sarà anche che non capisce, Jovanovic di sicuro perché va a mettersi in mezzo anche per evitare di peggio. Poteva tiri essere liberi, e ancora un tiro libero anzi per Austin Day e perché poi c'era la rimessa per l'Umana Reyer perché adesso con fallo più tecnico Trento è arrivata a 3 falli, vediamo se ci sarà un fischio di compensazione, spero proprio di no. Intanto 1-1 di Austin Day, 5-5, 6-5, palla in mano per l'Umana Reyer che rimette dal centro del campo con Julian Stone, ovviamente fuori dalla partita. Marble, rientra Gomez, il pallone nelle mani di Biliga, Forrai si abbraccia letteralmente con Stone che comunque riesce a ricevere il pallone e il fallo di Beto Gomez. E finalmente Andrea stiamo vedendo una gestione da parte degli arbitri. Applaude Kraft e non viene sanzionato col tecnico, questo proprio non mi piace, si fanno prendere per il 3 puntini. Sì, anche perché ne abbiamo viste veramente di tutti i colori, anche falli veramente molto più veniali premiati redarguiti col tecnico e qui era più che plateale il suo intanto Paul Biliga schiaccia il menotto Umana Reyer 5-7 6-5, 7 minuti sono tanti, speriamo che lo siano per le speranze dell'Umana Reyer. Biliga a marcare, Beto Gomez, il pallone nelle mani di Forrai, quintetti lunghissimi in campo, Forrai va sulla stoppata di Stone e l'Umana Reyer è in possesso di palla dall'altra parte del campo. Stone per Austin Day, il blocco di Paul Biliga, è caldo Day, non va la tripla ma ha fatto bene assolutamente a prendersela perché avrebbe dato un'altra mazzata a Trento. Comunque sono 8 punti, dunque più di 2 possessi da recuperare per l'Umana Reyer. La palla per Pascolo, la palla presa col piede da Mitchell Watt aveva 3 falli un'eternità fa, anche questo va sottolineato. Attenzione, entra Bramos. Sì, grande intelligenza del giocatore che ha saputo gestirsi e ovviamente poi tra l'altro è un ruolo quello del pivot dove non è facile contenersi nei falli perché o non difendi o rischi quasi sempre il fallo. E vediamo l'attacco di Trento con Kraft marcato da Haynes, il blocco di Hogg, il tiro di Kraft, ancora lui a togliere dalle peste Trento, dandogli comunque il più 10, togliere dalle peste è un modo di dire, perché è soprattutto il momento psicologico importante nella partita. Watt per Michael Bramos, Paul Biliga si fa vedere, Julian Stone riceve, accelera, marcato da Gomez, il tiro di Julian Stone non va al rimbalzo, è lungo, è il momento forse più difficile questo della partita per l'Umana Reyer nel suo tentativo di rimonta, uno dei possessi fondamentali, quello che porterà praticamente la partita a metà dell'ultimo quarto. Sempre Kraft a gestire l'uso del piede perno, scarico per Pascolo, ci prova da 3 punti Aaron Kraft e mi fermo. Chapeau per Kraft. Sì, chapeau, sicuramente è lui il giocatore a cui si sta aggrappando Trento in questa rimonta dell'Umana ed è stato micidiale davvero. Non ha sbagliato nulla, anche in questo caso ha provato a far saltare l'avversario, ha visto che non c'era spazio, ha passato la palla al compagno, poi è uscito, ha avuto il tempo di mettere i piedi per terra e bilanciarsi
alla perfezione e ha castigato di nuovo l'Umana. Peccato perché ovviamente ricaccia un po' indietro la Reyer, ma c'è ancora possibilità. ci sono 5 minuti e mezzo, quindi è una partita ancora apertissima. E credo che questa sia una di quelle partite, per quanto Austin Day sia sicuramente il migliore dell'Umana Reyer, senza voler nulla togliere ad altri ottimi protagonisti, che anche se dovesse andare a finire come tutti speriamo a questo punto della partita, l'MVP della partita resta comunque Aaron Craft per quello che ha fatto, a meno che, ripeto, adesso Day non faccia in 5 minuti e 26-25 punti, e a quel punto cambia la dinamica. No, onestamente un giocatore che mi piace molto perché ha grandissima visione di gioco, esatto, un play diciamo vecchia scuola, adesso che si però usano le combo, ma ha dimostrato anche di avere grandi qualità balistiche e anche di sapersi prendere le responsabilità, perché appunto è riuscito a trovare canestri importanti nei momenti più difficili della sua squadra. Rimessa per l'Umana Reyer nelle mani di Julian Stone, servita da Michael Bramos, che è ritornato sul parquet al posto di Day nel cambio precedente. Adesso Day però è nuovamente in campo, ha preso il posto di Paul Biliga da 3 punti. Marquez Haynes, la tripla non va, e dunque è tornato a un quintetto diciamo così normale l'Umana Reyer. Anche Trento, se non vado errato, sì, perché Gomez adesso gioca da 3, anche perché Marble è fuori per falli. Toto Forraia di fronte Julian Stone, arriva il blocco di Pascolo che poi si allontana, arriva il blocco di Hogg, perde palla sulla gran difesa di Mitchell Watt, la Dolomiti Energia, e l'abbraccio da parte di Forrai. Peccato per Julian Stone, quarto fallo anche per Toto Forrai, e Trento già abbondantemente oltre il bonus. Rientra in campo De Nicolao al posto di Haynes. E onestamente io non voglio togliere il lavoro a De Raffaele, ma nella mia testa stavo pensando proprio quello che avevo detto prima. Esatto, perché non è la partita di Haynes, l'abbiamo visto, mentre De Nicolao era riuscito a dare ritmo alla squadra, cosa che fa anche Stone, che sicuramente dimostra di saper far correre ed è un giocatore appunto utilissimo proprio in questo. La fortuna dell'Umana Reyer è quella di avere tantissimi giocatori e con caratteristiche diverse, oltre a essere intercambiabili, mentre fa 2 su 2 Julian Stone 5-9-7-0. Diciamo stesso ruolo ma interpretato in maniera diametralmente opposta tra i vari interpreti che ha a disposizione coach Walter De Raffaele. Ultima metà di partita, di quarto, la stoppata di Mitchell Watt su Aaron Craft. Stavo dicendo metà di partita, magari ce ne fosse ancora, perché è soltanto metà quarto. Comunque l'Umana Reyer è a meno 11, 4-40, ancora una gran difesa da parte di Mitchell Watt. l'Umana Reyer sta stoppando tantissimi tiri degli avversari e comunque è dietro di 11. Attenzione alla coppiata Hogg Day, ma il pallone rimane sul perimetro. Aaron Craft marcato da Julian Stone, step back, appoggia il tabellone, sbaglia questa volta Craft. Merito tanto da parte di Julian Stone, che è riuscito a difendere, pronto ad entrare Flaccadori. L'attacco per l'Umana Reyer con Austin Day che fa saltare Pascolo, scarica per Michael Bramos, era il suo tiro, arriva l'errore, la palla in qualche maniera è nelle mani di Trento e ovviamente rallenta Craft per l'azione della Dolomiti Energia. Hogg si allontana prima ancora di portare al blocco, ha portato il roll prima ancora del pick, va Gomez ad attaccare su Austin Day che in qualche maniera regge, non ha forza nel tiro e arriva l'errore per Beto Gomez, aggredito De Nicolao. La difesa però qui onesta. Attenzione a Michael Bramos, attenzione a Michael Bramos, ed è la tripla di Michael Bramos. 6-2-7-0 questa volta il timeout di Trento. Sai che non era mai stata così vicina all'Umana Reyer se non sulla schiacciata di Biliga, meno 8. Sì, penso che a Trento questo signore che si chiama Michael Bramos se lo ricordano. Ma diciamo che ovviamente la situazione non è la stessa, però i minuti stanno passando, però certamente un po' di rimpianto viene su quel primo tempo in cui non siamo riusciti a fronteggiare Trento correttamente, l'abbiamo lasciato andare via. Adesso ovviamente la fatica di un grosso recupero con appunto Trento poi che trascinata da Craft riesce sempre a contenerci nel momento migliore della nostra rimonta. Comunque ho provato a recuperare le statistiche del primo tempo, vuoi che te le dica oppure è meglio non dirlo? 3 su 11 da 2, scusate, 3 su 11 da 3, 4 su 11 da 2, 6 su 10 ai liberi, 16 rimbalzi contro i 27 degli avversari, 11 palle perse, 0 palle recuperate. Il primo tempo di Trento
se Trento dovesse riuscire ad espugnare il Tagliercio è la chiave della vittoria della squadra di coach Buscaglia, ma 3,46 sono veramente tanti. Ha subito interrotto l'inerzia favorevole per l'Umana Reyer coach Buscaglia, 5-0 di parziale aperto per l'Umana Reyer dopo il 5-0 firmato tutto da Ironcraft, e adesso 3 minuti e mezzo, poco più, da vivere insieme. Dustin Hogg marcato da Mitchell Watt, il movimento di Forrai si va dall'altra parte per Diego Flaccadori, cambi difensivi accettati dall'Umana Reyer sul perimetro Gomez, e al limite delle infrazioni passi, la palla arriva nelle mani di Hogg, accoppiato con Julian Stone, l'altezza è la stessa e arriva l'errore, si arrabbia coach Walter De Raffaele, forse il replay aiuta, probabilmente, diciamo così, in tutta onestà, se fosse stato arbitro a velocità normale l'avrei fischiato anch'io questo fallo. Sì. Adesso vediamo se riusciamo a rivederlo. Con il corpo, cioè sì, più sul il corpo braccio che sul comunque braccio. era un po' in avanti, ci sta. Due tiri liberi per Dustin Hogg per Tra l'altro riportare. adesso Stone sta parlando con l'arbitro, gli sta Ha capito che è spiegando, quella la politica da portare avanti in questa partita. anche se non è convinto. Il primo libero sbagliato da Dustin Hogg, quella era la lunetta, non era quella la mattonella di Bramos, quella era la lunetta dei due tiri liberi che abbiamo ricordato sbagliare nella finale, la famosa gara 5 di finale da Dustin Hogg, che fa 0 su 2 e c'è il rimbalzo di Mitchell Watt. Non basta adesso una tripla di Bramos per portarsi avanti nel punteggio, ma l'Umana Reyer può riavvicinarsi ulteriormente con Andrea De Nicolao in cabina di regia, al blocco di Mitchell Watt, il cambio difensivo, Bramos, l'uscita a Ricciolo, la tripla non va e si arrampica, è il suo movimento, la sparata giusta anche in questo caso. È trascorso diciamo abbastanza poco, 17 secondi, qua stiamo a fare anche le pulci sul cronometro, Andrea, bisogna. Sì, no, ma era la scelta giusta, lo schema, è uscito dal blocco, ha provato il tiro, purtroppo non è andato. Pascolo marcato da Day, spalle a canestro, si toglie Austin Day, gli toglie la sedia, recupera il pallone, va alla transizione, Bramos, ancora circolazione, Pascolo, gran recupero in difesa in anticipo su Day, grande giocata qui dell'ex giocatore di Milano, campione d'Italia in carica, tornato a vestire la maglia di Trento. Adesso Pascolo marcato da Watt, l'accelerazione del giocatore, lo scarico per Hogg, il tiro dalla media, l'errore, il rimbalzo di Stone, è passato per altro mezzo minuto, bisogna andare veloce ad attaccare il ferro, la palla nelle mani di Austin Day, ci prova da 3 punti, non va, la tripla tocca Mitchell Watt, ancora un extra possesso, Julian Stone non si prende la tripla, doveva farlo in quel caso, evidentemente non se la sentiva, si sente invece Austin Day, ancora un errore, va su Bramos e segna, è trascorso un altro mezzo minuto, ma sono 2 i possessi dell'Umana Reyer, il conto dei rimbalzi, te lo ricordi Andrea? Adesso 3 rimbalzi offensivi nella stessa azione per l'Umana Reyer e meno 6, 6-4, 7-0, siamo negli ultimi 2 minuti, Gomez da 3 punti, l'errore, il rimbalzo di Julian Stone, deve correre l'Umana Reyer, chiama lo schema ed è pronto ad entrare Marquez Sainz per l'Umana Reyer, ma chiama intanto lo schema quello che era un playmaker, adesso è un allenatore ed è un allenatore campione d'Italia, cioè coach Walter De Raffaele dell'Umana Reyer, palla nelle mani di Austin Day, chiama time out, la panchina di Trento, si prende il tiro Day, non va, il rimbalzo di Flaccadori, tolto il time out, pronto a rientrare Ironcraft, ha comunque fatto bene l'Umana Reyer, cioè scusate, Austin Day a prendersi questo tiro, 1:17 da giocare, possesso a dir poco fondamentale nell'economia della partita. Toto Forrai, il blocco di Pascolo che va al pick and roll, va su Forrai e al limite dell'infrazione di passi, la stoppata di Austin Day, la rimessa è per Trento con 1:09 da giocare e ovviamente chi li rimettereste in campo? Tu Andrea? Ha riposato quel minimo che gli bastava e ovviamente non bisogna essere un dio della panchina per pensare di capire che rimettere Ironcraft è il giocatore che ti può risolvere le cose. Intanto 1:09, è rientrato Marquez Sainz al posto di Andrea De Nicolao, è rientrato Kraft al posto di Forrai, la rimessa è per l'Umana Reyer, 1:05, ovviamente time out per l'Umana Reyer, 1:05, 6 punti, sono ancora tanti, ma sono ancora possibili. Sì, è davvero pazzesco questo gioco perché sembrava una partita in cui il sipario era calato dopo 20 minuti e invece questa grande grinta, anche in questo caso abbiamo visto l'ottima difesa prima su Forrai, poi adesso nella rimessa un'altra Reyer, purtroppo
ci ha messo un bel po' a svegliarsi, però ci sta regalando comunque emozioni proprio perché è riuscita piano piano a rifarsi sotto. Manca un minuto, ovviamente questo... E anche 5 secondi, teniamoci. Sì, 1 minuto e 5, sì. Ci servono, ci possono servire. Diciamo che ovviamente questo è il possesso importante perché dobbiamo fare canestro in questa azione e in teoria sarebbe importante riuscire a mettere un tiro da 3 per mettere la pressione su Trento, esatto. Però vedremo cosa si riuscirà a fare dall'arco, come ci dice la grafica. Sì, è cambiata certamente poi nella seconda parte di gara la percentuale, tutte le percentuali sono cambiate perché l'abbiamo visto in fase di commento, eravamo negativi praticamente in ogni voce, adesso sarebbe da scorporare i dati del secondo tempo, ma è certamente un'altra partita. E c'è 1 minuto e 0,5 da giocare. Si riparte con la rimessa di Julian Stone in fase d'attacco. Lo scambio con Mitchell Watt avrà sicuramente disegnato lo schema. Coach Walter De Raffaele. L'uscita di Bramos marcato da Toto Forrai. Sotto per Austin Day. Sbaglia Austin Day, ma c'è il rimbalzo di Mitchell Watt. Rimbalzo offensivo. Canestro. Quinto fallo di Dustin Hogg. Ce n'è tanta e ce n'è tanta. Sì, diciamo che c'è andata di gran lusso. Perché appunto è arrivato fallo più libero, il fallo di Hogg, Quinto fallo di Hogg. Sì, quinto fallo di Hogg, e quindi certamente la migliore situazione possibile. Tra l'altro rientra Di Nicolao per Haynes, scelta direi secondo me corretta perché Di Nicolao ha dimostrato di essere in partita ed è diciamo anche che si merita di giocarsela fino alla fine. E intanto vediamo cosa succederà su questo tiro libero. Dopo Marble anche Hogg finisce qui la partita. Bravissimo Mitchell Watt andare a recuperare il rimbalzo offensivo. Adesso c'è il silenzio del taglierci, fischi dei tifosi arrivati da Trento. Il libero non va al tocco di Michael Bramos e la palla è per Trento, che ovviamente cercherà di far trascorrere più secondi possibili. 6-6, 7-0, il pallone nelle mani di Kraft, si allontana Pasquale, adesso Watt su Kraft, ha accettato il cambio difensivo all'Umanarei anche perché Stone può stare sotto canestro con Pasquale, non so quanto Watt su Kraft che si prende il tiro dalla media, non va, il rimbalzo è nelle mani di Austin Day. Corre Julian Stone, non riesce a trovare un varco, la palla sotto per Mitchell Watt che va via ad Aaron Kraft, andrà in lunetta, 2 tiri liberi, poi 22 secondi che diventeranno la solita eternità. Mitchell Watt in difesa su Aaron Kraft, l'ho messo in dubbio, faccio ammenda e vado a vedere cosa farà. Davvero bravissimo quest'oggi a gestirsi. E anche appunto ha dato un grandissimo apporto sia in attacco sia in difesa. E segna il primo tiro libero, meno 3. Sì, no Andrea, io infatti stavo facendo altre cose, stavo appuntandomi quello che sta succedendo in campo, ma non commentavo. Secondo tiro libero, puoi andare avanti ancora Andrea a raccontare qualcos'altro? No, soffriamo tutti insieme in silenzio. Domenica, sì? Sì. 1 su 2, la lotta a rimbalzo, la palla è per Trento, il fallo è di Austin Day. Mitchell Watt purtroppo sta facendo un po' la Penelope. 1 su 2, 6-7, 7-0, sono trascorsi 3 secondi in quella lotta a rimbalzo, il terzo fallo di Day, 2 tiri liberi, adesso non so chi andrà in lunetta per Trento. Pascolo credo. Pascolo, sì. E vediamo l'Umanareyer che rimette Haynes al posto di Watt, 19 secondi, effettivamente servono tiratori. Sì, i piccoli tiratori in realtà in questo momento chiunque può centrare la retina lunga. Pascolo brutto, la sua tecnica è quella, lo so. sembrava destinato ad uscire, è stato molto fortunato in questo caso. 7-1, 7-7-1, mi sto incartando anch'io. 1 su 2 per Pascolo, ma potrebbe bastare per Trento, deve correre l'Umanareyer. Austin Day accelera, va a attaccare il ferro, sbaglia, il rimbalzo è nelle mani di Gomez e arriva la palla persa, ma non ho capito la gestione di Austin Day. Sì, qui e c'è un time out adesso in campo. Era da dare la palla a Stone e correre a 1000, invece lui se l'è presa un po' calma, mancano 8 secondi e 3 adesso. E pesta la linea. Sì, pesta la linea, però ovviamente ci grazia in questo senso, però sono 4 i punti, per cui bisogna trovare subito
un canestro e poi giocarsela o far fallo o comunque Non mettere credo pressione. che Trento andrà a spendere fallo su una tripla, mai dire mai, perché Ne abbiamo viste, ne abbiamo anche viste di questo da una tipo. parte e dall'altra. Però Magari insomma lo dai, consigliamo Sì, spassionatamente. assolutamente sconsigliabile come soluzione. 2 tiri liberi per l'Umana Reyer e time out. No, non liberi perché... Sì, no, scusa, rimessa. Rimessa Slovenia, sì, solamente. guarda, sto andando in Beh, tilt è stata anch'io. una partita difficile da commentare quest'oggi. Allora vediamo chi entra in campo. Entra Watt al posto di Day, dunque rinuncia a un tiratore coach Walter Raffaele, forse punitiva per Day questa scelta. Ha giocato tutta una partita al servizio della squadra, non in questo possesso, soprattutto l'ha gestito male, non ha accelerato. Ma vediamo, insomma, dai, 8-3, si può ancora sperare. Si parte dalla rimessa di De Nicolao, l'uscita di Bramos, il movimento, la palla per Marquez Haynes che ci prova da 3 punti, arriva corto, arriva al rimbalzo, sbaglia De Nicolao, c'è il fallo di Pascolo. De Nicolao, ricordiamo cosa ha fatto in Champions League, Andrea. Ci stavo pensando esattamente in questo momento perché ci ha regalato quel supplementare con Nanterre andando a prendere in rimbalzo il Tapina praticamente sulla sirena. Anche lui piccolo ma con un buon senso della posizione. Qui C'è il cambio di Trento netto. che toglie Pascolo, rimette in campo Jovanovic. Credo che la scelta sia quella di segnare il primo e sbagliare il secondo. Potrebbe essere questa? Non lo so. Intanto vediamo di segnare il primo, Esatto. logico. Poi se sbagli il primo cambia tutto il piano tattico. Invece segna il primo Andrea De Nicolao. Umanarei di nuovo ad un solo possesso. Avevo detto che il tempo era il peggior nemico dell'Umanarei in questo tentativo di rimonta. Intanto -3, 9 punti per Andrea De Nicolao, secondo libero a disposizione del numero 10 dell'Umanarei. Vedremo subito da come lo tirerà. No, tira per segnare, lo segna, fa 2 su 2. Ovviamente c'è il time out per Trento perché andrà a rimettere in fase d'attacco. Fallo subito, immagino, da parte dell'Umanarei. Sì, bisogna stare attenti a non commetterlo prima che sia effettuata la rimessa perché altrimenti è tecnico. E quindi tanta rabbia però, Andrea, se avessimo cominciato a giocare un attimino prima. A parte adesso, io credo che la vera chiave dell'incontro sia stati quei 5 punti di fila di Aaron Kraft poco prima della metà del quarto. Il Manarei era tornata a +8, si è ritrovata in un'amena +13. Trento da quel momento ha segnato un punto in 5 minuti e mezzo, un solo tiro libero, mi sembra quello di Pascolo, sì, infatti. Per ora basta, diciamo. Sì, no, beh, allora, Kraft sicuramente se vince Trento è man of the match perché è stato implacabile. Viene un po' da pensare cosa si poteva fare nel primo tempo se il cambio di metro arbitrale che si è visto alla fine, perché poi se sono fuori i giocatori di Trento è perché hanno commesso diversi falli. Può spiegare secondo me fino a un certo punto perché quell'intensità che abbiamo visto in questa seconda fase mancava, ne parlavamo dei rimbalzi offensivi di Trento, quindi insomma sì. Adesso merito a Trento qualcosina in più potevamo fare. Però ce la giochiamo. Ce la giochiamo assolutamente. Ecco inquadrato adesso il confronto tra Buscaglia e gli arbitri. Chiedono un cambio che evidentemente non può essere effettuato. L'Umanarei ha già inserito in campo Austin Day prima, e attenzione adesso il cambio viene effettuato, entra Jovanovic al posto di Pascolo. Il cambio era già avvenuto, se non vado errato, prima del tiro libero di De Nicolao, anzi il cambio voleva Pascolo ovviamente più tiratore di Jovanovic. Ecco spiegata la cosa, la discussione al tavolo. Non gliel'hanno concesso. Seguiamo 4 secondi e 2 che dureranno probabilmente molto. La rimessa di Trento raggiunte le mani di Forai, subito il fallo, è riuscito bravissimo Bramos a spenderlo dopo 2 decimi. È il primo fallo di Michael Bramos. 2 tiri liberi in arrivo per Toto Forai che solitamente è un buon tiratore di liberi, lo dobbiamo dire. Adesso c'è un cambio per Umana Reyer perché non c'è più tempo neanche di pensare al rimbalzo. Rientra Haynes, sta giocando a scacchi sul parquet. Trento rimette in campo Pascolo al posto di Jovanovic. 2 tiri liberi di Forrai. Inutile dire l'importanza di questi liberi per il capitano della Dolomiti Energia che segna il primo
dà un possesso pieno di vantaggio a Trento, 4 secondi, 12 punti per Forrai, dà già indicazioni Buscaglia su quello che succederà dopo il secondo tiro libero di Toto Forrai, che fa 2 su 2 e a questo punto è praticamente impossibile. 6-9, 7-3, Marquez Haynes scappa ad Aaron Kraft, subisce il fallo, non è una scelta intelligente, strano No. per Aaron Kraft, 2 secondi e 8. Però sì, ovviamente non era un fallo voluto. Rientra adesso Mitchell Watt. Watt e Biliga, qualcuno vuole andare in rimbalzo. C'è quello da fare. Watt, Biliga per De Nicolao e Bramos, ma io Bramos l'avrei tenuto quasi quasi, No, Stone. E Stone, sì, giustamente. Qui penso che quello che avevi predicato Nell'azione precedenza precedente, esatto. succederà, ovvero anche la scelta di mettere ovviamente Watt e Biliga nasce da questo, ovvero Vediamo. cercare di mettere il primo, perché Il è patron- fondamentale nella Il scelta. patron chiede di mettere 2 tiri liberi. Coach intanto segna il primo. Ci Stavo fa dicendo soffrire coach Haynes. Brugnaro, stavo definendo quasi. Intanto segna il primo Marquez Haynes, solo 4 punti per il capitano dell'Umana Reyer. Vediamo le indicazioni quali saranno. Intanto 7-0, 7-3, 2 secondi e 8. Haynes sbaglia volutamente, no, segna cercando di sbagliare il secondo. 7-1, 7-3, la rimessa di Trento nelle mani di Gomez, tocca Haynes. La rimessa è per Trento, chiedono l'instant replay ed è giusto. Probabilmente sarà palla comunque di Trento, sì, ma, ma nasce per questo, cioè esatto. queste situazioni così importanti e così mentre naturalmente Toto Forrai va a protestare. Strano, la sì, novità non me l'aspettavo. delle ore 21 praticamente. Sì, è giusto che si controlli, poi se parla di Trento Infatti, resta io la palla ripeto, di Trento. dal vivo sembrava assolutamente di Trento, però vediamo ancora. È uno strumento che la serve rimessa a di questo. Gomez, Forrai e Haynes. No, è nostra, a meno che non l'abbia toccata Austin Day, attenzione. Vediamo da la qua, rimessa sì. di Gomez, il tocco è di Toto Forrai, e però non riusciamo a vedere se l'ha toccata poi anche Austin Day. Ricordiamo che in caso di dubbio purtroppo la palla sarà di Trento, perché dal vivo è stata data quella interpretazione. E vediamo ancora, Austin Day non ci arriva al pallone, la rimessa è per l'Umana Reyer tutta la vita, se viene data a Trento credo che Verrà giù il taglierzo. sì, no, non stanno vedendo esatto, quello non che lo posso vediamo vedere. noi. Tocca Haynes, ma poi tocca Sì, assolutamente, sì, assolutamente Toto Forrai. La rimessa è per l'Umana Reyer, non siamo gli arbitri. Se Vediamo vuoi di mi cavo la nuovo, camicia no. bianca, vado a mettermi in una grigia e vado lì a bordo campo a dire guardate, l'ho visto, insomma, cioè, credo che abbiano anche una definizione leggermente più alta sul monitor. Noi abbiamo un monitor di servizio, ma ha fatto una cosa incredibile. Pensa se siamo supplementari, io non ho più obiettivamente consiglio, ma sono disposto a cercarne due di ricambio, magari faccio fare la telecronaca a te, faccio da spalla io. Ogni volta che c'è una partita tra Umana Reyer e Trento è una succede veramente di tutto, Andrea. No, ma qui è evidente che la tocca Haynes, ma sì, la è tocca evidente, anche Haynes, tocca Forrai e non la tocca Austin Day. Il mio dubbio poteva essere su Austin Day, ma c'è un'inquadratura, quella dal basso, attenzione, la palla per l'Umana Reyer, la rimessa per l'Umana Reyer. Forrai, non è inutile che ti arrabbi, l'hai toccata. Ciao Ciccio. Rientra in campo Julian Stone al posto di Biliga, giustamente. Cambio per Trento, rientra Flaccadori. Che cosa è il basket? La rimessa nelle mani di Julian Stone, un ultimo tiro, 1 secondo e 9, c'è il tempo per prendersi il tiro. Seguiamo la rimessa nelle mani di Julian Stone, l'uscita di Bramos, non viene servito, la palla sotto per Mitchell Watt, il gancio di Mitchell Watt, l'Umana Reyer, 11° e supplementare. Datemi delle golia, datemi qualcosa, siamo pronti a raccontare una storia di basket incredibile. Andrea, guardate Brugnaro, io non commento più. Andrea, questo è una cosa meravigliosa, il basket è una cosa meravigliosa. È pazzesco. Poi magari perderemo magari di 10, però no, come dicevi tu, il basket sa regalare emozioni pazzesche. Credo 7-3, che i bookmakers l'avrebbero pagata
altissima questa scommessa, però brava Lerei e bravo anche Mitchell Watt, che ha fatto una partita eccezionale da un punto di vista anche non qualitativo, di intelligenza. Allora, ci sta saltando anche il sindaco Brugnaro, chi non salta il Trentino. La ricorderemo, ripetiamo, tanto a lungo, e si riparte possesso per Trento. 0-0 o 73-73, che poco cambia l'attacco di Ironcraft, poi Gomes per Flaccadori che accelera, arriva il fallo da parte di Michael Bramos, giusto anche in questo caso il fischio arbitrale, 2 tiri liberi per Flaccadori. Sì, l'aveva battuto sul primo passo, bravo Bramos a cercare di restargli dietro e comunque a impedirgli il canestro più libero. 38-6 di valutazione, 10 sì, di valutazione nel secondo tempo per secondo Trento. quarto. Flaccadori sbaglia il primo tiro libero. Da un punto di vista ovviamente di inerzia in questo momento Vabbè, la partita quello non è il punto, direi, Andrea. no, però è chiaro che poi, come dicevi tu, anche la questione falli può tornare utile, anche perché mancano 2 giocatori importanti dell'Aquila. Trento avanti di 1, 7-4-7-3, fa 1 su 2 Flaccadori, primo punto della sua partita, anche questo è un dato abbastanza significativo. La palla alle mani di Marquez Haynes, che si prende la tripla, la sbaglia, il rimbalzo è di Forrai, e Trento cercherà dunque di allungare, anche se la difesa dell'Umana Reyer è schierata. La palla nelle mani di Flaccadori che batte Marquez Haynes, e c'è il fallo ancora di Marquez Haynes, e ci saranno ancora i tiri liberi per l'Aquila. Non è ancora di Marquez Haynes, perché prima il fallo è stato di Bramos, ma ancora su Flaccadori con Agnetta. Sì, bravo anche in questo caso, e in teoria dovrebbe avere più gambe Haynes nel tenere l'avversario. Adesso lo rimanda in panchina De Raffaele, facendo entrare Andrea De Nicolao, che sicuramente ha dato di più, 1 su 7 da parte di Haynes nel tiro dalla lunga, che di solito è il suo marchio di fabbrica, e se anche in difesa fatica è giusto dare spazio a De Nicolao. Flaccadori 1 su 2, la lotta a rimbalzo, la palla è per Umana Reyer, secondo 1 su 2 di Flaccadori, più 2 per la Dolomiti Energia. La palla nelle mani di Andrea De Nicolao, 4-17 da giocare, marcato da Ironcraft, sotto per Mitchell Watt, fallo in attacco a Julian Stone, terzo fallo di Julian Stone, anche qui da rivedere, siamo dall'altra parte, lo ripetiamo ancora una volta. Sì, poi tra l'altro ovviamente lontano dalla palla, per cui non me ne sono proprio reso conto. E non c'è replay. Più 2 per Trento, palla in mano di Ironcraft, scappa ancora Flaccadori, che di energie le ha. Kraft si allunga il pallone, scarica per Beto Gomez, ancora Kraft in angolo, spalle a canestro Jovanovic che attacca su Mitchell Watt, arriva l'errore, il rimbalzo di Mitchell Watt, bisogna segnare, avanti fa segno il coach Walter De Raffaele. Julian Stone per Austin Day, la palla nelle mani di De Nicolao, c'è un mismatch favorevole per Day, marcato da Ironcraft, 10 secondi, il movimento di Day che subisce il fallo di Kraft, andrà in lunetta, l'ha cercato con tutte le sue forze, avrà 2 tiri liberi Austin Day, terzo fallo di Ironcraft. Sì, è una guerra di nervi ovviamente, certo qui doveva provarci e giustamente ha fatto la scelta ancora una volta giusta, l'unica scelta opinabile, ma poi è andata bene, diciamo così, esatto. Dai, non se era tutto previsto. E sbaglia, però questo è un errore grave, anche perché un giocatore come lui di solito dalla lunetta. Comunque, secondo tiro anche Flaccadori di solito è bravo, dalla lunetta, siamo onesti, ha fatto 2 volte 1 su 2 il numero 12 di Trento, secondo libero a disposizione di Austin Day, che sbaglia, 0 su 2, clamoroso di Austin Day. Umana Reyer che resta a meno 2, mancano 3 minuti e mezzo, e l'attacco di Trento che può tornare ad avere più di un possesso di vantaggio. Gomes per Flaccadori, cambio difensivo, adesso c'è Day su Flaccadori, il palleggio del numero 12, ha già subito 2 falli in questo supplementare. Flaccadori scarica per Kraft, 2 secondi, 1 secondo, il fischio a 1 secondo e 2, credo che il fallo sia di Julian Stone ed è il quarto fallo di Stone. De Nicolao lo vediamo poco convinto, comunque il fallo è di Stone. Rivediamo la sbracciata, ma la prima sbracciata però è stata di Kraft, o no? Ma forse all'inizio c'era il fallo, poi non lo so, però ovviamente
Kraft segna e Trento è a +3. Per ora si è segnato solo dalla lunetta in questo supplementare. Trento ha fatto 3 viaggi dalla linea della carità, per ora 3 punti su 5 tentativi, 0 su 2 per Austin Day, possibilità di arrivare a +4 per la Dolomiti, e fa 2 su 2 Aaron Kraft con un po' di fortuna. 2 possessi di vantaggio per Trento, 7-7, 7-3, 3-13 da giocare, ancora tanto pronto a entrare Pasquale, pronto a entrare Marquez Haynes, la palla sotto per l'Umana Reyer con Bramos, sbaglia l'appoggio, tocca Watt, recupera Forrai, corre in contropiede Trento ma si ferma Toto Forrai perché l'Umana Reyer ha ricoperto perfettamente il pitturato. Si riparte ovviamente da Kraft che rallenta il pick and roll con Jovanovic che poi porta un altro blocco a favore di Gomez. Kraft accoppiato con Stone che adesso ha 4 falli, il blocco di Jovanovic va su Aaron Kraft e c'è il fallo di Watt. Ogni attacco dell'Umana Reyer, del Dolomiti Energia ha portato falli per Trento. Sì, è Kraft bravissimo nel gestire, nell'aspettare, nel attaccare, poi in questo caso appunto portando anche il quarto per Watt che comunque rimane in campo perché è un giocatore fondamentale. In realtà esce De Nicolao. No, esce Austin Day per Haynes. Chiedo scusa, ho visto De Nicolao correre verso la panchina, sbaglia il primo tiro libero. Qualcosa sbaglierà. C'è anche un po' di stanchezza in campo, del resto una partita tirata come questa al supplementare chiede time out coach Walter De Raffaele, non lo guarda coach chiede time out il presidente Brugnano e non lo guarda coach Walter De Raffaele. 1 su 2 di Kraft, 7-3, 7-8, parziale di 5-0, tutto dalla lunetta per Trento. Marquez Haynes con il palleggio aperto marcato da Forrai, la palla nelle mani di Julian Stone che si avvicina al ferro, scarica per Marquez Haynes, il capitano da 3 punti. Ancora una volta non va il tiro di Marquez Haynes, ancora non ha segnato nel supplementare. L'Umana Reyer, sono quasi 3 minuti di gioco, ancora a chiamare time out il patron Brugnaro, ma intanto il gioco prosegue con la palla nelle mani di Diego Flaccadori, accoppiato con Stone che ha 4 falli, va su Flaccadori, la stoppata questa volta di Stone e corre dall'altra parte proprio Julian Stone che si dimentica poi il pallone, rimane comunque in attacco l'Umana Reyer. Stone ci prova da 3 punti, arriva l'errore, non segna l'Umana Reyer nel supplementare, sta affidando un po' troppo ai tiri dall'arco. Il pallone per Kraft, 1:47 da giocare. Trento può arrivare addirittura ad avere 3 possessi di vantaggio. De Nicolao sta in difesa con il playmaker di Trento, ultimi 100 secondi dell'overtime, lo scarico, la palla persa da Trento, corre De Nicolao, c'è Watt, non viene visto, la palla va in angolo da Marquez Haynes, adesso è servito Mitchell Watt ma troppo tardi. L'Umana Reyer deve accelerare, deve trovare punti, deve trovarli rapidamente e li trova con Mitchell Watt, encomiabile Mitchell Watt. -3, un possesso sia pur pieno di ritardo per gli Oro Granata. Stiamo avvicinandoci all'ultimo minuto del primo overtime, ho detto primo perché potrebbe essercene degli altri, perché nel basket mai dire mai, ma anche questo è uno dei possessi che potrebbero essere determinanti nell'economia della partita. Aaron Kraft accoppiato con Michael Bramos, il blocco di Jovanovic, la palla sul perimetro per Forrai, il recupero di Andrea De Nicolao. Cosa ha fatto Andrea De Nicolao? Magia qui perché Forrai poi è un giocatore esperto, time out Umana Reyer ovviamente. Che ovviamente difficilmente gli porti via palla, ha fatto una grandissima cosa. Secondo me bisognerebbe appunto continuare anche a trovare la palla sotto, attaccare il ferro, sia perché l'abbiamo visto, l'ha fatto Trento e si può utilizzare poi i tiri liberi che non stiamo tirando benissimo, bisogna dirlo, anzi molto male. Guarda che male. se lo dici adesso non vale. 20 su 30, 67%, non che Trento abbia fatto tanto meglio, 17 su 29, per cui siamo lì, però sicuramente con una serata comunque abbastanza deficitaria nel tiro da 3, il 31% per l'Umana, 9 su 29, probabilmente anche trovare la palla sotto può essere una buona soluzione. Qui il contropiede, ma sono vecchie azioni, sì, ci interessa quello che può succedere adesso. Ci interessa quello che può succedere in un minuto scarso, c'è una discrepanza di 5 secondi, di 5 decimi tra il minuto e diciamo un minuto. Il tempo reale, diciamo un minuto. Sto veramente anch'io arzigogolando in cose un po' strane, ma questa è una partita decisamente strana. Rientra in campo Day al posto di, punto di domanda, siamo in 5, quindi al posto di Stone.
e ovviamente il pubblico del Tagliercio che scuote l'Umana Reyer su questa rimessa in fase d'attacco. Michael Bramos, l'uscita di Andrea De Nicolao che riceve, marcato da Flaccadori, va da Marquez Haynes, ancora De Nicolao, ancora Haynes, Watt chiede palla, marcato da Gomez, riceve sotto e qui c'è un fallo clamoroso da parte di Forrai che esce anche lui per falli, ma un colpo da KO letteralmente su Mitchell Watt. Sì, è andato proprio una Finita tramvata sulla... Vediamo ancora il tentativo di recupero e la gomitata in pieno volto per Mitchell Watt che va in panchina. No, fallo di Gomez. È andato il fallo dietro. Prima del tentativo di recupero. Vabbè. Adesso vediamo cosa succede dalla lunetta. Andrea, l'avevi detto prima, sottolineando le statistiche. Non so. Mitchell Watt, tra l'altro, quanto ha? È 2 su 5. Quindi 2 su 5. Esatto, 3 puntini di sospensione, 2 palloni da tirare dalla linea della carità. 48 secondi e mezzo da giocare. Ed eccolo il primo tiro libero, Manaraira -2, poi Trento non so se chiamerà time out, pronto ad entrare Stone per l'Umana Reyer nonostante i 4 falli. Credo che potrebbe uscire proprio Mitchell Watt dopo il tiro libero, vedremo cosa sarà. Intanto il secondo tiro libero di Mitchell Watt, 7-6 Umana Reyer, 7-8 Trento, 2 su 2 di Mitchell Watt, 7-7, 7-8, ricordiamo le statistiche, esce Day. Ovviamente in difesa Stone è un'altra cosa, sì, diciamo un'altra attitudine, possiamo definire così. È entrato Pascolo al posto di non so chi, di Jovanovic per Trento che attacca sul +1. Dolomiti Energia con Aaron Kraft ovviamente coinvolto, l'uscita di Mitchell Watt, la linea di fondo, lo scarico per Beto Gomez, la tripla non va, la lotta a rimbalzo, ovviamente Pascolo è più alto di De Nicolao, ci prova Forrai da 3 punti, non va, ma ancora rimbalzi offensivi per Trento che non può arrivare ovviamente fino alla fine perché essendo rimbalzo offensivo sono solo 14 secondi a disposizione dell'attacco della Dolomiti Energia. Aaron Kraft ci prova da 3 punti e va ed è +4 per Trento, bisogna correre per l'Umana Reyer, va Bramos, bisogna prenderselo questo tiro ragazzi, e invece va su Mitchell Watt, assolutamente finisce qui la partita. Purtroppo Andrea non è stata gestita in maniera migliore questa, diciamo così. I 2 rimbalzi offensivi ovviamente ci hanno tagliato le gambe perché sotto di un punto cambiava tutto. Poi anche questo fallo di Mitchell Watt che lo toglie dal campo e ovviamente poi dà soprattutto la palla in mano a Trento con 5 secondi e 81-77 vantaggio di 4 punti. Miracoli succedono una volta, 2 è già più difficile. Che dire, vediamo cosa l'avevamo succederà. assaporata, dai. Sì, come con Nanterre è arrivato l'overtime e poi lì abbiamo dominato. Qui sicuramente anche l'energia spesa per praticamente una partita intera a rincorrere Trento ovviamente è pesata. Loro sono stati bravi secondo me in questa prima parte di overtime a cercare la penetrazione, a cercare il fallo e con quello si sono tenuti a galla. Non siamo stati così bravi noi e ci siamo affidati a quel tiro da 3 che oggi ha fatto fatica a entrare, soprattutto in alcuni protagonisti come Marquez Haynes, veramente negativo al tiro quest'oggi. Va comunque elogiato lo spirito della squadra che ci ha provato la rimessa in piedi. Se Trento vince merito a Trento, comunque è stata una partita combattuta. È facile sotto di 20 lasciarla andare, scoraggiarsi, invece ci abbiamo creduto e questo è il merito e l'aspetto più importante di questa gara. Mancano 5 secondi ancora, c'era un fallo, c'è ancora un po' da giocare, ma la vedo dura ormai. E invece riesce a scappare Kraft, palla in mano per Gomez, non spende fallo. L'Umana Reyer finisce
77, Umana Reyer 81, Dolomiti Energia, il pubblico che applaude. Andrea, l'analisi l'hai già fatta, l'MVP è Kreft, lo abbiamo detto già abbondantemente prima della tripla che ha deciso l'incontro. Comunque abbiamo assistito a una bella partita di basket, almeno nel secondo tempo. E l'Umana Reyer viene sconfitta, mantiene comunque il secondo posto in classifica. Umana Reyer 77, Dolomiti Energia Trentino 81. Dal tagliere c'è tutto, da Alberto Minazzi e Andrea Manzo.